subito mercoledì 6 novembre 2024 con un ospite veramente particolare, perché con una sensibilità che va oltre. Noi abbiamo aperto ieri una notizia tristissima, è stata una giornata terribile per Mirella, però devo ringraziare veramente tutti quanti per i messaggi che mi sono arrivati di auguri, di conforto, di vicinanza. Perciò io faccio un ringraziamento generale, perché non avrei mai immaginato una cosa del genere. Però capisco che se tu parli chiaro, se tu racconti le cose come stanno, che fai vedere, la gente a casa capisce, poi è riconoscente, ti ringrazia. Noi non siamo solo Minovò o Combatta, noi siamo persone che hanno bisogno di capire, di star loro vicino, specialmente i ragazzi e i diversamente giovani, come li chiamo io, perché non sono anziani, sono diversamente giovani, con un vissuto che avrebbero veramente diritto di vivere più sereni, più tranquilli, e invece quelli più fragili sono quelli più penalizzati. Sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite, Martiros. Madonna, che cognome che te ha, Martiros, presentati Martiros. Allora, mi chiamo Martiros Gevorkian, sì. Avete capito che cognome che è? Sì, è un cognome armeno, perché sono armeno, sì, di nascita, da qualche anno cittadino italiano. Da qualche anno? Sì. E cosa fai di bello? Devo ancora ben capire, però fondamentalmente con all'inizio pochissime risorse, 9 anni fa, ho combinato due, come posso dire, enormi risorse di un territorio, quindi una villa veneta abbandonata all'epoca da 40 anni e l'altra risorsa che non avevamo perché risorse economiche, perché avevamo iniziato con circa 3.000 euro senza una banca, un fondo, un investimento, e con però l'altra risorsa enorme che ogni territorio qui abbonda, che sono fondamentalmente i ragazzi, quindi giovani come dicevi tu o diversamente giovani. Nel nostro caso sono quasi tutti giovani, giovanissimi, dai 20 ai 30 anni soprattutto. E combinando in qualche modo queste risorse più altri soggetti che ogni territorio ha, quindi imprenditori, soggetti pubblici, però combinando tutte queste risorse abbiamo ridato vita all'inizio a Villa Albrizzi Marini, è una villa veneta tra Bassano e Asolo, e adesso ci siamo spostati a Fossalta di Portogruaro grazie a Tervenezia, che un bel po' ha creduto sulla possibilità di, con tutta la diversità, perché ogni territorio ha risorse diverse, di replicare il modello, questo modo, a Fossalta di Portogruaro, una villa incredibile, con una storia incredibile, che è Villa Mocenigo ad Alvisopoli, che è una frazione di Fossalta di Portogruaro, ma insomma è una villa iconica e anche, per carità, ognuna ha una storia particolare, ma questa si tratta fondamentalmente di nuovo di utopie, del progetto utopico di Alvise Mocenigo, quindi un progetto in una comunità. Allora, grazie Martiros, avete capito perché Mirella l'ha invitato, perché Mirella parte anche lei con le fragilità da una Villa Margherita a Treviso, e si deve capire che forse si può fare qualcosa se qualcuno ci crede. Certo che devi essere supportato, perché se ti tagliano le ali appena partito, no, non vai da nessuna parte. Certo. Eppure le fragilità dovrebbero interessare, sono quelle che stanno pagando di più in questo momento. Salutiamo anche Mori Bruno, presidente Veneto Futura Agricoltura. Buongiorno Mori, e soprattutto grazie di essere qui. Noi nelle ville però vediamo tanto verde, vediamo veramente dei giardini, dei parchi, degli spazi enormi, dove io penso che anche l'agricoltura potrebbe fare veramente da risorsa. Invece è tutto un abbandono totale. I ragazzi non hanno più voglia di far niente, pensano solo al posto fisso, sono sul divano. Ecco, parliamo poi invece con lei, Mori, di agricoltura e giovani, perché io non la vedo mica così questa storia, cioè ci stanno mettendo della nebbia che non c'è invece nei loro occhi, nel loro modo di pensare. Sto parlando dei giovani, poi parleremo anche di diversamente giovani, ma soprattutto come intrigare questi giovani con l'agricoltura. Perché dove li troviamo? Li troviamo nell'ambiente, sono là i giovani che si muovono, che protestano per l'ambiente, per il verde. Prego Mori.
Beh, innanzitutto buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno al pubblico che ci ascolta. Indubbiamente l'agricoltura oggi è molto più attraente di una volta verso i giovani, perché comunque parlare di ambiente oggi è molto interessante, perché è stato un po' degradato negli anni, quindi bisogna riprendere quel valore storico, umano, di tutti noi, di chi vive nel pianeta Terra, dobbiamo salvaguardare l'ambiente. Purtroppo il progresso ha portato anche un po' a distruggerlo, questo bellissimo ambiente che abbiamo intorno. E dobbiamo riprenderlo, e i giovani sono la nostra forza. Quindi un aiuto da parte delle istituzioni ai giovani per ritornare in agricoltura c'è, basta saperlo usare e dare quel valore aggiunto che serve per riprenderci l'ambiente di una volta, io dico. Grazie Mori. Allora, Martiros, quello che però traspare, almeno dal mio punto di vista, è che questi ragazzi, questi giovani vogliono essere protagonisti. Sono un po' stanchi di ascoltare le lezioncine a scuola, sono anni che fanno le lezioncine a scuola e ci troviamo che il mondo del volontariato, la maggior parte non ha giovani. Perché? Perché non li intrighiamo. Come ripeto, loro devono essere protagonisti. A mio avviso sono loro che dovrebbero sedersi nelle cattedre e parlare e gli altri ascoltare per capire cosa vogliono, cosa hanno bisogno di fare, perché sono dei creativi, non c'è niente da fare. Questi sono i nostri giovani, sono creativi, ce l'hanno nel DNA. Il problema è che qualcuno dovrebbe impegnarsi a capire cosa c'è in ogni giovane, perché ognuno è una cosa a sé, tirare fuori questa creatività, perché da soli non ce la fanno, sono ancora, diciamo, in uno stato di crescita. Sei tu che devi capire nel loro modo di pensare, nel loro modo di operare, di muoversi, di fare, cosa può esserci di creativo. E questo mi sembra che venga fatto poco, questo è un mio pensiero. Molta didattica, ma non si può vivere solo di didattica. Cosa ne pensi, secondo te, Martiros, della mia visione che ho un po' così più chiara di quella che vedo? Allora, credo che nella categoria giovani, intanto è una categoria quindi ha una serie di problematiche, no? Perché cerchiamo di uniformare un mondo che è estremamente vasto, variegato, eccetera. Credo che nel nostro piccolo quello che abbiamo fatto è fondamentalmente adattare, nel nostro caso una Villa Veneta, alle istanze che sono loro a portare. Quindi ad esempio in Villa Albrizzi c'è una serigrafia, oppure c'è una ragazza bravissima che ha portato un livello di arte contemporanea incredibile su una zona che dovrebbe essere periferica, ma anche quella è una categoria, che semplicemente la villa non ha progettato dall'alto questi spazi, ma in qualche modo si è adeguato a quelle istanze che ci sono sul territorio. Quindi anche da un punto di vista della didattica, che io invece, come posso dire, sono estremamente, sono stato insomma in qualche modo iper favorevole, perché ho avuto anche un lungo percorso universitario, ho appena concluso un altro master sullo sviluppo locale sostenibile, e quindi credo che comunque, per quanto criticabile, sia ancora di qualità. Il problema probabilmente sono gli stereotipi dopo, ecco. Piuttosto che nel mondo prima delle scuole superiori, ma soprattutto nel mondo universitario, credo che siano ancora mondi molto fertili per i giovani. Che sia stato prima a Venezia a studiare, poi a Padova, poi Trento, io nel mondo universitario ho trovato veramente moltissime risorse e soprattutto capacità di ascolto al corpo docenza, quindi di questo no. Il problema è stato soprattutto 9 anni fa, quando ho cominciato con il mio carissimo amico, noi abbiamo cominciato con un bike park. Il problema è stato immediatamente l'ascolto, quindi che cos'è un bike park, per quale motivo i percorsi tracciati del parco in una Villa Veneta dovrebbero adattarsi a un percorso per biciclette. Quindi questa desacralizzazione, che in verità era l'unica via per ridare vita con le nostre non risorse, lì è stata la prima volta che non abbiamo trovato ascolto. Quindi probabilmente è il mondo successivo che non riesce ancora a capire la loro capacità di adattamento a un tempo che è cambiato rispetto a qualche anno fa. Credo che probabilmente anche
lo sviluppo che poi ha trasformato questo territorio in bene o in male, non sto giudicando, però probabilmente anche i primi che hanno aperto i primi capannoni eccetera, qualche differenza rispetto a un mondo precedente, quello agricolo, ci sarà stata anche qualche forma di frizione. Certo. Credo che sia inevitabile, ogni forma di innovazione non viene immediatamente accolto, non è normato perché la norma arriva dopo l'innovazione, sempre, questa è una cosa, la società progredisce molto più velocemente e le regole, le norme, gli stereotipi arrivano sempre in ritardo. Credo che la capacità anticipatoria o di accoglienza potrebbe dare un maggior numero di informazioni o di conoscenze che sono loro stessi in qualche modo a esserne portatori. Allora Martino, hai detto una parola molto importante, accoglienza. Sì. È quella che forse qualcuno di noi ha dimenticato. Noi eravamo molto accoglienti una volta, avevamo proprio la parola comunità che era sparita, la sentiamo ultimamente questa parola. Anche a livello giuridico è sempre più frequente. È uscita anche la parola infame. Io mi ricordo quando ero piccola che si usava quell'infame là, che poi, perché è così inutile, non è che si scopre l'acqua calda adesso, si scopre quello che si faceva una volta, si sta ritornando indietro. E ritornando indietro tu vedi un paesaggio diverso. Per carità ci sarà stata la miseria, c'era la miseria che è una cosa ben diversa, però c'erano le famiglie numerose, c'erano questi ragazzi che avevano tanti fratelli e sorelle, non erano mai soli, i grandi insegnavano ai piccoli, c'era qualcuno quando uscivi di casa nei cortili che ti guardava, che ti insegnava. Adesso cosa trovano? Appartamenti di lusso, ville di lusso. Se non hanno appartamenti e ville di lusso e non hanno disponibilità economica, c'è il lupo mannaro dietro l'angolo. Qual è il problema? Non ce l'ho a casa, me lo procuro lo stesso. Io penso a quel papà che ha denunciato il suo figlio 17enne perché non sa più cosa fare. È una persona per bene, io le ho provate ma non ci riesco. Prima che mi ammazzi, spero che qualcuno riesca a educarlo. Pensate al dolore di questo padre. Cosa c'è che non va in questo ragazzo? Se chiedo, se parlo, se dialogo, lui si chiude a riccio, non parla, diventa un muro, perché mi accorgo che ha le scarpe che io non ho dato la possibilità di prendere, quelle cose che lui fa. Ecco, come mai, secondo te, Martiros, è così difficile entrare nel cuore di questi ragazzi? Perché questi ragazzi hanno un cuore, hanno una sensibilità, c'è qualcosa e qualcuno che non è colpa di questi ragazzi. Io, scusate se ve lo dico, non è colpa loro, è il sistema che è diventato marcio e nel marcio loro cominciano a vivere. Cosa ne pensi, Martiros? Allora, io come posso dire, faccio molta fatica perché all'interno della villa, come posso dire, sia che siano clienti del bar o che dei viaggiatori che quindi si fermano nelle camere o che vengano a un concerto o alle mostre, tendenzialmente faccio molta fatica a dire, e anche perché non ho gli strumenti, a dire c'è un problema di tipo generale. Okay? Io riesco a vedere o conoscere singolarmente questi ragazzi. Credo che, ed è una questione non di oggi, ma è una questione forse di chi ha qualche millennio, credo che anche nella letteratura mitologica greca c'è ancora la differenza tra giovani e non più giovani, però credo che fondamentalmente, come dicevo prima, c'è l'istanza prima di tutto di accoglienza e di ascolto. Questi fortissimi stereotipi che vengono dati anche da tutta una serie di criteri anche di notiziabilità, perché sicuramente questo caso fa molta più notizia rispetto magari al ventenne, la ragazza di 20 anni che adesso sta piantando degli orti all'interno della Villa Veneta. Assolutamente, quindi quello è quello che emerge e tocca la sensibilità di un pubblico, mentre le altre istanze, quelle positive, non emergono, non le conosciamo e sembra che effettivamente la percezione sia che i giovani siano così. Ma questo credo che riguardi ogni ambito, no? Quindi certo. Gli aerei sembrano più pericolosi delle automobili, cosa che statisticamente non è. Però questo è un problema di percezione. Dopodiché, se posso dire qualcosa di generale, ripeto, l'accoglienza degli edifici, degli enti pubblici, di quelli che sono anche soggetti privati,
Invece credo che ci sia la loro necessità di costruirsi una comunità che non è necessariamente di livello parentale, come dicevi prima, quindi il cortile con i vari cugini eccetera, però si sta rimodulando in altre forme, quindi anche probabilmente questa flessibilità del mondo del lavoro che in Italia negli ultimi 30 anni è diventato sempre più precarietà, ha delle risposte in qualche modo carsiche che non sono ben visibili, però latenti, ci sono, si formano, non sono mai molto frequentemente accolte anche dai media, ma ci sono proprio, anche lo vedo in queste strutture nostre, no, che sono fondamentalmente luoghi di lavoro articolati, sono fondamentalmente quello che cercano, non è di per sé il puro reddito, cercano la sicurezza economica sicuramente, ma anche la sicurezza sociale, quindi la tendenza di riuscire a costruire reti e soprattutto anche di travasare tra coetanei quelle che sono le loro conoscenze. Quindi la ragazza che si occupa di arte contemporanea si integra alla perfezione in un dialogo proprio sinergico con chi porta l'istanza dell'agricoltura, ad esempio in villa. Quindi credo che loro abbiano delle risposte, ma sono un po' sotto i riflettori, questo probabilmente è il problema. E in effetti a noi interessa quelli che sono sotto i riflettori, perché gli altri sanno già qual è il percorso, lo stanno dimostrando nelle azioni che fanno. Il problema è cercare di prendere quelli che sono i riflettori e accompagnarli assieme agli altri che non sono sotto i riflettori, ma che possono insegnare che forse la vita merita di essere vissuta in maniera anche diversa, anche nella bellezza dell'ambiente. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Caro Martino, ti sei armeno? Gli armeni... Ciao Martino, ti sei armeno, mi conosco bene gli armeni e anche la storia degli armeni, perché andavo all'alzaretto piccolo, a Lido, ogni giovedì portare la roba, goduvo tanto a che fare con gli armeni, brava gente. In ogni modo, quello che ti devo fare Martino è di una gran bella roba e ti vedrà che con tutto l'entusiasmo, tutta la passione che ti ha, ti riesci a fare qualcosa di quello che ti vuoi, perché ti vedi nella strada giusta, non sta a morire, ti vedrà che sei che ti darà una mano. E dopo Mirella, perché di agricoltura, mi vuoi dire una roba, l'agricoltura, la gente che lavora e a terra e alla intera mirerà al secondo piano, gente che fa fatica giorno per giorno e dopo se la frutta e verdura costa tanti soldi, non è colpa dei contadini, è colpa dei supermercati che sfruttano la situazione, hai capito? Se si vendesse i contadini, vi sarebbe un risparmio minimo del 30-40%, hai capito? Perché i contadini sono gente onesta, gente che lavora e si è contenta di vivere, non di arricchirsi, hai capito? Chi che dà soldi? I supermercati. E dopo tutte queste storie, queste robe, e le storie di sempre, una volta che è vero, non avevamo niente, però avevamo l'avvenire, gli altri giovani, i giovani della volta, va bene, ti avevi l'avvenire perché ti avevi un futuro davanti, un lavoro, una situazione da parte della famiglia. Adesso i giovani cosa hai? Mica niente, non ha futuro, non ha lavoro, non ha certezze e non ha cavi. Dove vuoi che vada? È colpa che è nostra che noi mettiamo in situazione di risolvere tutti i suoi problemi. Cara Mirella, ti saluto, Martino, forza avanti per la tua strada. Ciao Mirella e buongiorno. Grazie. Allora andiamo a vedere, grazie caro Rinaldo, andiamo a vedere che il tempo corre purtroppo, questo video che ha portato Martiros di questa villa Albrizzi Marini e poi commentiamo.
Avete capito cosa abbiamo visto e perché è qua Martiros Gevorkian, avete capito, ho detto giusto anche il cognome adesso. Ecco, la bellezza, e la chiederei anche a Bruno Mori, la bellezza nella natura. Con questa agricoltura, io quando vedo l'acqua aponica che viene coltivata, l'insalata, i pomodori, la frutta, questa meravigliosa azienda che abbiamo a Crocetta del Montello, che inviterei anche Martiros ad andare a vedere, di questo ragazzo che è andato in Australia e ha visto questa bellezza con un risparmio energetico incredibile. Ecco, che i pesci alimentano questa verdura meravigliosa, è una cosa incredibile. Si può fare molto. C'è qualcuno che ascolta, secondo lei, Mori, anche quelli che veramente vogliono dare un qualcosa in più nell'agricoltura e non parlare di pesticidi, ma parlare di un'agricoltura sana? Perché sa che il sano, il bello, il buono è un po' difficile da trovare se non sei fortunato e hai magari un'azienda a chilometro zero che fa questo. Io penso nelle grandi città cosa mangiano, abbiamo sentito e visto anche in questi giorni. Com'è la situazione proprio, Mori, da questo punto di vista e anche da questo cambiamento climatico, da queste monoculture? Ecco, come lei dal suo osservatorio cosa sta vedendo e cosa ci dice? Perché noi abbiamo bisogno di persone competenti che sappiano di quello che parlano, perché non ci si può inventare sempre tutto. Prego, Mori. Beh, indubbiamente l'agricoltura è cambiata negli ultimi anni, c'è molta più attenzione a quella che è la salubrità dei prodotti italiani. Si è specializzata anche riuscendo a eliminare alcuni pesticidi, perché il biologico ha preso molto piede qua da noi, ma il problema purtroppo, cara Mirella, è un altro. Il problema è che i portafogli dei cittadini sono sempre più miseri, quindi quando la nostra massaia va al supermercato, perché ormai purtroppo a chilometro zero è una nicchia, ma sulle città non esiste chilometro zero, esiste i grandi centri di distribuzione, e nei centri di distribuzione, pur di risparmiare magari, si comprano prodotti provenienti da tutte le parti del mondo. Questo è il problema numero uno. Magari che riuscissero a mangiare i prodotti che nascono e crescono nei nostri orti o nelle nostre terre. E invece la stragrande maggioranza purtroppo viene importata dall'estero, anche da persone con pochi scrupoli, per avere dei prodotti da Sud America, dal Sudafrica, eccetera. Io sarei dell'avviso, e questo è il termometro dei nostri associati, quindi degli agricoltori, che bisogna ridare dignità. E la dignità si dà anche sui prezzi dei prodotti agricoli, cioè levare un po' quella super guadagno delle grandi catene di distribuzione e ridarlo a chi il prodotto realmente lo produce. Altrimenti non ne veniamo più fuori, perché comunque dietro a un'azienda agricola ci sono delle famiglie, ci sono dei giovani, ci sono delle persone che comunque devono vivere, e dobbiamo metterli in condizioni di vivere, altrimenti fra 10 anni, 20 anni non esisterà più l'agricoltura italiana, ma ci sarà l'agricoltura mondiale, e nell'agricoltura mondiale sappiamo cosa succede. Questo è il nostro motto: ridare dignità alle nostre aziende agricole, e per dare dignità alle nostre aziende agricole bisogna entrare anche su altri centri di potere. In questi periodi si parla tanto di consorzi di bonifica. Consorzi di bonifica vuol dire acqua che è indispensabile per far nascere e crescere le culture in agricoltura.
e abbiamo bisogno di un'acqua pulita, di un'acqua che non abbia sostanze chimiche all'interno, perché poi queste sostanze chimiche si trasmettono nelle colture e poi le colture le mangiamo. Questo è il nostro motto, questo è il motto dell'agricoltura. L'ambiente è il nostro modo di vedere e di vivere. Noi siamo custodi dell'ambiente, gli agricoltori. Questo messaggio dobbiamo trasmetterlo a tutto il popolo italiano e non. Non è che forse, Mori, però abbiamo piantato un po' troppo vino? Perché è vero che siamo diventati anche con le colline patrimonio dell'UNESCO, bellissime da vedere, però noi abbiamo perso, io non so, penso al nostro Montello che è a due passi. Io avevo un amico toscano che diceva sempre: voi non vi rendete conto della bellezza che avete a due passi da casa, è una cosa unica. Dove una volta vedevi le mucche che pascolavano, vedevi le pecore, vedevi i cavalli, gli asini. Adesso c'è solo vino dappertutto. Io capisco che il trend è questo, siamo nel mondo, abbiamo superato tutto e di più, addirittura siamo andati nella luna, anche ancora di più. Ma c'è qualcosa che non torna, perché tutti quanti dicono che il bel paese, di sicuro non è colpa sua, avrebbe dovuto molto, ma molto tempo fa, puntare proprio sull'agricoltura e sul turismo. Questo è quello che si legge. Tanto è vero che ci chiamano il bel paese, anche a livello climatico eravamo così. Avevamo questa fortuna di questo sole meraviglioso che riusciva a far maturare anche i mesi terribili per il nord, per il profondo nord, perché noi siamo il profondo nord, qua c'è il profondo sud, noi qua siamo il profondo nord. Eppure si è andati da una parte dove il business regna sovrano. Addirittura prendiamo i nostri formaggi meravigliosi, perché sono meravigliosi i nostri formaggi, le cagliate le andiamo a prendere in Germania però per fare il formaggio. Nessuno lo dice, guai a dire queste cose, non si possono dire o poco, invece Mirella le dice perché è la verità e io amo dire la verità in questa trasmissione. Cosa è successo secondo lei? Lei è diversamente giovane, mi permetto di dire, come tanti di noi. Cosa è successo secondo lei perché il business regni sovrano? L'ha detto lei, c'è qualcuno che ci guadagna, che è l'ultimo anello della catena, però quello che inizia non guadagna niente. Eppure sono anni che diciamo che la filiera è troppo lunga, che dovrebbe essere accorciata, che tutti hanno il diritto di avere il rispetto del lavoro e il guadagno giusto. Ma mi sembra che questo non avvenga, siamo nel 2024. Cosa mi dice Mori? Cos'è questo business che ormai regna sovrano dappertutto? Se tu hai soldi, hai potere, non c'è niente da fare. Il potere, c'è un detto veneto che lei conoscerà benissimo: soldi e amicizia in orba giustizia. Così è il nostro detto meraviglioso. Prego Mori, vedo che Mori sorride, perciò qualcosa ci ho azzeccato forse. Prego Mori. Indubbiamente sì, signora Mirella. Purtroppo in Italia, come nel resto del mondo, che governa sono chi ha la possibilità di avere del denaro a disposizione. Purtroppo è una catena che non è facile riconvertirla, perché chi ha il denaro riesce comunque ad acquistare. Acquistare vuol dire acquistare potere, acquistare vuol dire essere il primo della classe e arrivare per primo anche nella distribuzione. Il problema non è di oggi, come lei dice, il problema è di molti anni fa, in cui si è creduto che la globalizzazione fosse il toccasana per un'economia equilibrata. Ci siamo accorti che così non è. Ci siamo accorti che così non è. La globalizzazione ha portato chi era ricco a diventare ancora più ricco e chi si sporca le mani a diventare ancora più povero. Questa è la realtà e nessun governo
io non voglio parlare del mondo, parlo semplicemente in Europa e in Italia. Nessun governo è riuscito a dare quella stessa dignità a chi produce, a chi commercializza e a chi compra. Perché la massaia che da un pomodoro prodotto in Italia, che arriva nelle tasche dell'agricoltore 30 centesimi, ce lo troviamo in supermercato a 3 euro. Cioè non è normale, la massaia spende 3 euro. Se poi nello stesso supermercato un attimo prima trova il pomodoro proveniente dalla Cina a 1 euro, va a prendere quello. Ma stiamo scherzando? In Cina usano ancora il DDT che è stato bandito 50 anni fa dall'Italia. Guarda Mario, abbiamo fatto tanti di quegli anticorpi ormai che non moriamo più da queste cose perché il fisico si è abituato, un po' alla volta ci hanno abituato. Siamo di plastica anche dentro, ma è inutile che ce la raccontano. Per fortuna che Madre Natura ha fatto gli anticorpi naturali che si formano da soli. Abbiamo Bruna da Vigonza, vai Bruna! Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Bruna da Vigonza. Vorrei fare una precisazione. Io ho il supermercato vicino a casa, ma una distribuzione di quelle grandi, non so se posso fare il nome. No, meglio di no, Bruna, vai tranquilla, siamo in Italia, meglio di no. Più di 120 supermercati in giro nel Veneto e non trovo giusto che melanzane, pomodori vengono dal Belgio, dalla Spagna. Io non compro più verdura al supermercato perché fortunatamente noi abbiamo il mercato di Coldiretti qua al sabato e la verdura me la prendo là perché proprio odio questa cosa, non capisco perché anche l'aglio, tutto, quasi tutto proviene dall'Egitto, dalla Spagna e dal Belgio. Ecco, non so se sono migliori di noi. Grazie Bruna, devo correre purtroppo perché devo andare anche in pubblicità, però vorrei anche una riflessione di Martiros, queste persone che chiamano da casa, che capiscono benissimo qual è il problema, cercano anche di evitarlo, ma poi qualcuno è molto furbo, fa trovare anche il chilometro zero anche nelle altre realtà perché hanno capito che forse è meglio mettere le mani anche là. Prego. Beh, allora, credo che prima di tutto la riflessione che, torniamo alla mia percezione dei giovani che, ecco, a metri zero, e che hanno una diversa idea di sviluppo. Okay, noi ci siamo abituati che sviluppo significa necessariamente PIL, ma il PIL di chi? Di quale fascia sociale? E soprattutto ci siamo abituati che l'idea di concorrenza diventa qualcosa di assolutamente sacrale, il più possibile in ottica liberista, quindi meno regolamentata possibile, e questa cosa abbiamo contribuito anche dal basso a eleggere, come posso dire, partiti che in qualche modo per 30 anni hanno fatto di queste idee qua un capisaldo, no? Quindi massima concorrenza, massimo liberismo, meno lacciuoli allo Stato, quindi anche in qualche modo alla forma comunitaria più ampia che finora abbiamo immaginato, mentre tutto quello che doveva essere in qualche modo comunitario, con questo termine concorrenza e comunità, non so, è qualcosa che molto spesso stridono, no? E quindi in qualche modo loro sono anche di nuovo portatori di quello che sul territorio è molto situato, soprattutto quando le risorse sono poche, si rendono conto che quelle poche risorse, che tendenzialmente non sono economiche ma sono risorse comunitarie, che grazie a quelle riescono in qualche modo a fare qualcosa. Loro hanno il polso della situazione e queste istanze che in qualche modo ce ne accorgiamo dopo 30 anni, loro hanno la sensibilità anche per trovare delle soluzioni. Quindi stavamo parlando di agricoltura. Sicuramente nessuno, esempio c'è questa ragazza, Nicole Marostica si chiama, no? E lei effettivamente sta portando avanti gli orti in villa, ma ha una conoscenza, ha una capacità tecnica incredibile, ma i suoi orti non sono con l'obiettivo di aumentare il suo fatturato e entrare nel mega mercato di qualcosa. La sua questione è una questione comunitaria, di vicinanza, non ci tiene il chilometro zero perché ci tiene all'etichetta del chilometro zero, ci tiene il chilometro zero perché il suo vicino è il primo acquirente di quello
quello che produce, oppure il ristorantino della villa è il primo acquirente di quello che produce. Allora, quindi, come posso dire, dovrebbe esserci un cambio molto radicale di paradigma, perché, ripeto, comunità, ma anche il termine comune, quindi vado al comune di San Zenone, è un'invenzione prettamente italiana, quindi forse la cosa che non fa parte di questo paese non sono tanto le altre istanze che diciamo, quindi che ne so, gli stranieri che arrivano eccetera, perché è fondamentalmente una penisola al centro del Mediterraneo, ma forse le istanze che effettivamente sono di invasione straniera sono delle ideologie che hanno portato a questa ipercompetitività, anzi ipercompetizione, ma quando la competizione è sregolata non ci dobbiamo sorprendere che l'Amazon di turno faccia chiudere le botteghe di prossimità. E lo sapevano. Certo che si sapeva, perché quando non dai delle regole, ma anche in una comunità, chi è che prevale? Non il giusto, ma il forte. Ecco, allora, la comunità significa fondamentalmente una redistribuzione sul territorio, redistribuzione, ma qui significa che fondamentalmente bisogna ritornare all'idea di che cos'è fondamentalmente una cittadinanza e non che cos'è un'economia. Anche una cittadinanza attiva, diciamo. Assolutamente, e quindi anche tornare quasi etimologicamente all'idea di economia, che significa norma in una comunità, non significa questa competizione. Quindi... Pubblicità. Allora, intanto veramente complimenti Martiros per queste immagini che fanno capire come si muovono i nostri giovani. Non tutti sono pigri e non è vero che non hanno manualità. Date a loro la possibilità di esprimersi. Come commenti questo video e cosa volevi dimostrare con questo video? Beh, questa è stata la prima attività che è nata a San Zenone, quindi l'avevamo proprio aperta io e il mio migliore amico, piccone badile, l'aiuto di qualche negozio di biciclette che ci ha dato la mano ad avviarci e poco più, quindi non avevamo veramente un po' di legname che ci ha dato una segheria di avanzo e per quello dicevo con così poche risorse è nata la prima attività. Dopo per fortuna lo sta proseguendo chi effettivamente è un ciclista e che di biciclette ne sa molto più di me. Però ecco, se posso legarmi anche con l'altro video, allora, in un unico posto in cui ci sono una ceramista, una cucina, l'albergo, il percorso per biciclette, la galleria d'arte, eccetera, se posso dire noi abbiamo in qualche modo anche per responsabilizzare, no, generalmente se si può, abbiamo una villa veneta e abbiamo delle conoscenze. Io ovviamente non conosco tutto quello che succede in villa, per fortuna, perché sono gli stessi ragazzi che sono portatori situati, ognuno del proprio ambito delle conoscenze. Ma se posso banalizzare, quello che abbiamo fatto fondamentalmente, e che così apro un'altra istanza importante, è abbiamo fatto una riflessione che stavamo facendo anche prima, perché la gente va in un centro commerciale? Perché nello stesso luogo trova giocattoli, adesso non so, bar, trova gli elettrodomestici e tutto il resto. Ma crediamo che il centro commerciale in qualche modo è nato copiando un'altra nostra bellissima invenzione che si chiamava piazza, quindi hai il municipio, la chiesa e il mercato al centro. Bene.
Quello che fa però il centro commerciale fondamentalmente li aggrega, li coordina. Allora, noi in qualche modo siamo riusciti a riportare la piazza usando la Villa Veneta, quindi riaggregando diverse competenze, riaggregando diverse capacità. Mi piacerebbe che lo stesso tipo di coordinamento, quindi non è che il nostro progetto è applicabile alle ville venete, sarebbe applicabile anche in un capannone, o mi piacerebbe che i vari negozietti o i vari bar che ci sono su una piazza ritornassero al dialogo, quindi non più alla competizione, ma alla messa in comune delle risorse, insieme anche di nuovo, magari anche di nuovo con la Chiesa e col municipio, e loro che fanno parte del mercato, e quindi la ricostruzione comunitaria, perché questa è in qualche modo la potenza di fuoco. Chi viene lì magari a San Zenone, come poi succederà anche dal Visopoli, magari entra solamente anche per uno spritz, non importa, però... Ma intanto entra. E intanto entra. Poi scopre che sotto sotto forse l'arte contemporanea non è una cosa che così... Okay. Mentre una galleria d'arte che lavora da sola deve riuscire a trovare, ecco un altro orribile termine, il suo di target. Okay. Quando ci chiedono qual è il target di Villa Albrizzi Marini, dici un bipede o anche in quadrupede, perché anche gli animali sono benvenuti. Perché non è detto che a un ciclista non gli interessi l'arte contemporanea, o che non abbia un cane da portare al centro cinofilo, o che... non lo so, non sia mai appassionato di ceramiche. Noi siamo esseri multipli, no? Abbiamo tantissime capacità, tantissimi interessi. Allora, la comunità permette anche all'interno di uno spazio che può essere una villa, un paese, un centro urbano, un capannone, qualsiasi cosa, qualunque cosa, entrare in contatto con anche tante cose che abbiamo, tanti interessi che abbiamo dentro di noi. Allora, intanto che adesso sentiamo la telefonata di Giusy, chiedo alla regia se per cortesia può trovare le immagini di Villa Margherita, così spieghiamo un po' al nostro Martiros cosa cercavamo di fare anche noi. Speriamo adesso che si possa andare avanti, perché veramente mettere insieme un progetto bellissimo con l'ULS 2, col CONI, col CIP, tutte figure molto importanti all'interno per fare quello che dice Martiros, comunità. La comunità che si incontra, che partecipa, una comunità attiva, bisogna mettere insieme le figure, non dividere, perché noi siamo il paese delle divisioni, i giovani coi giovani, i diversamente giovani coi diversamente giovani, sempre più soli, solitudine che abbraccia tutti ormai, le famiglie non ci sono più o poco, e questi ragazzi sono molto confusi, quelli fragili, quelli che forse hanno più sensibilità sono quelli che stanno pagando le conseguenze. Vai Giusy! Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, quando mi sono lamentata con tuo ospite per tutto quello che viene dall'estero, che io non lo compro, lui mi rispose: signora, lei sbaglia, perché noi esportiamo di affari per milioni di prodotti, allora non possiamo lamentarci quello che arriva dall'estero, perché noi compriamo frutta e verdura, io no, che da noi è fuori stagione, allora la comprano dall'Olanda, come le patate, i pomodori, i mandarini addirittura dal Sudafrica, e io non compro quelle cose lì. Dobbiamo abituarsi a mangiare i prodotti nostri di stagione, capusci e tutte che robe ha, perché è inutile che se lamentemo. E ha ragione quel signor che era là da mesi fa, che mi ha detto che noi esportiamo tanti prodotti e che dobbiamo abituarci. Io non mi abituo, mangio quello che trovo della stagione qui da noi. Vi ringrazio. Grazie Giusy, sarà stato sicuramente uno della Coldiretti, ho avuto molte volte ospiti alla Coldiretti anche la scorsa settimana, anche con l'acqua aponica, anzi vorrei, se riusciamo a trovare il servizio che abbiamo fatto vedere anche recentemente, per far capire che si può fare se si vuole, cioè basta anche copiare, cioè non è che dobbiamo inventarci, a volte basta solo copiare, il problema è che qualcuno copia le cose sbagliate invece che quelle giuste, perciò bisogna rimandarli a scuola questi qua perché hanno sbagliato tutto. Allora sentiamo come commenta Bruno Mori anche la telefonata di Giusy, quello che ha detto Martiros. Beh, indubbiamente la signora ha perfettamente ragione, cioè è il ragionamento che avevo fatto prima. Noi dobbiamo essere più nazionalisti, i francesi ci insegnano, dobbiamo mangiare e
e usare i nostri prodotti della terra, che sono, vorrei azzardare anche che sono i più salubri del mondo, non solo d'Europa, sono i più salubri del mondo, perché abbiamo una sanità pubblica che è molto attenta alle nostre produzioni, e quindi la signora ha perfettamente ragione. È inutile mangiare prodotti possibilmente che siano italiani, perché questo è il sinonimo di qualità, di salubrità, e vorrei dire, e non è di secondo grado, diamo la possibilità di sopravvivere alle nostre aziende agricole consumando i nostri prodotti. Quindi condivido in pieno quello che la signora sta portando avanti e ha detto. Quello che ci succede intorno è l'emblema di quello che noi siamo, quindi ben venga che ritorniamo a essere nazionalisti su tutto. Sono stato in Francia tempo fa, tanto per far capire, e il 90% delle macchine sono francesi, ma è giusto che sia così. In Italia il 10% delle macchine sono italiane, e questo è anche un sinonimo di nazionalità. Prima dobbiamo far vivere la nostra nazione e poi eventualmente le altre. Non è egoismo questo, ma è nazionalità, è un sistema per far crescere il nostro paese. Sì, Quindi però vede Bruno Mori, bisogna anche capire che ci diano il prodotto giusto, però. Ecco, perché va bene, ma voglio anche un prodotto giusto e corretto, non un prodotto contraffatto, perché noi per la contraffazione siamo i numeri uni su tutto, siamo dei geni su questo. Allora andiamo a vedere anche le immagini di Villa Margherita, così capisce di cosa parlavo Martiros, su questi beni meravigliosi che abbiamo, che sono le ville venete. Ne abbiamo tantissime, ecco, in un grande degrado. Ecco, questo è dove io operavo, dove ho cercato di far rivivere questa villa da anni chiusa, una villa veramente importante, proprio con le fragilità soprattutto. Ecco, infatti Martino sorride perché una cosa grande così è bellissima veramente nel vero senso della parola, e avevamo iniziato a farla vivere, poi qualcuno ha richiesto delle carte al sindaco e adesso siamo in stand-by, vedremo cosa succederà, però questo era lo scopo della villa: inclusione. Ecco, portare le fragilità. Noi dividiamo ancora le persone diversamente agili, come li chiamo io, dai normodotati, perché sono handicappati ancora. E cioè questa è l'etichetta che noi riusciamo a dare. E ho cercato di fare questo all'interno di questi spazi meravigliosi che abbiamo. Perché non si riesce a capire invece l'importanza veramente di quello che hai, del bene del territorio? Basta solo cercare di far volare un po' la mente, non guardare solo il business o la parte politica, ma guardare l'obiettivo. L'obiettivo è quello di fare comunità, dovrebbe trovare le porte non aperte, spalancate. Cosa dici, Martiros? Credo, perché sempre con tutti i dubbi del mondo, però credo che sia un problema di lenti. Nel senso che anche solitamente vedo, no, quando qualcuno si rivolge a qualche ente per dire devo aprire un'impresa, un'azienda, la prima risposta è guarda, ti devi rivolgere scusate, a una banca, chiedere se sei finanziabile, dopodiché sicuramente devi fare il tuo business plan. Il tuo business plan è una questione prettamente di nuovo finanziaria. Allora, mentre qui quello che in qualche modo su questa lente sparisce è la realtà. Allora, la realtà è che c'è un edificio e di che qualità, ci sono una serie di persone, ognuno di queste vedo dei video, no? È portatore di una serie di conoscenze, e l'altra cosa che è assolutamente tangibile, che anche è il primo articolo della Costituzione, poi viene citato molte volte, che è il lavoro. Okay? Il lavoro non è inteso come negli ultimi anni sembra che abbiamo mutilato quella parola pensando semplicemente che sia il lavoro quello prettamente o dipendente o imprenditoriale, lavoro salariale eccetera, mentre credo che la Costituzione parli dell'operosità.
o quasi un termine quasi, che ne so, della meccanica, quindi l'energia in qualche modo. Quindi è anche una cosa difficilmente misurabile, perché si misura in base a quelle risorse che solitamente un business plan non traccia immediatamente, oppure quelle risorse che ad esempio è l'entusiasmo, quell'entusiasmo in una comunità. Quindi è molto difficile anche per questa lente qua decodificare anche il valore di quella villa, perché è un valore potenziale, ma molto spesso viene fotografato semplicemente che valore avrebbe per la banca quella villa, quindi a livello di garanzia. A una comunità credo che non gliene freghi niente di quel valore lì, mentre se si cambiano le lenti diventa un simbolo di una comunità. Il centro di Fossalta di Portogruaro, fondamentalmente ancora di più della frazione di Alvisopoli, è Villa Mocenigo. Fermo un secondo perché abbiamo Lina da Valdagno, se non mi cade la linea. Ciao Lina cara. Ciao Mirella carissima e buongiorno ai tuoi ospiti. Guarda, parlate proprio di una cosa che a me sta veramente a cuore. C'è l'indifferenza totale. Io mi ricordo quando ero qua sposata, che avevo 21 anni, ognuno aveva la sua mucca, non dalla parte di mio marito perché loro non l'avevano, ma andavamo a prendere il latte, c'era questo profumo di latte, c'erano i pomodoro, c'era di tutto. Adesso hanno cominciato che non volevano le stalle così, le volevano così e poi sono sparite le mucche. Io dico, ma perché? Adesso mangiamo il latte in polvere. E poi un'indifferenza totale nella gente. Io mi ricordo, Mirella, parliamo di 50 anni fa, c'era una signora anziana che abitava davanti alle mie finestre. Una mattina ho visto che non apriva il cancello. Sono andata, so che non camminava tanto, sono andata a vedere. Beh, guarda, poi i figli mi hanno ringraziato, sono venuti qua, almeno ha detto sappiamo che c'è qualcuno, perché aveva 5 figli ma abitavano tutti più lontano di qui. Adesso io ti dico, lo sto vivendo sulla mia pelle. Ho i cognati che passano davanti alla mia porta perché io abito al primo piano e ne abbiamo 3 di piani. Una volta aprissero la porta, io mi ricordo, scusami se ti tengo al telefono, ma guarda, una volta so che il parroco è venuto a trovare mio marito, che veniva spesso quando era ammalato, e mi ha detto, ma questi sopra vengono, ha detto, trovare suo fratello. Ho detto qualche volta sì, invece di andare messa alla comunione ogni mattina, venissero dentro dalla porta, farebbero un'opera più buona. Mirella, scusami, ma mi sentivo proprio di sfogarmi con te. Sei una persona meravigliosa, guarda, ti ringrazio per tutto quello che fai. Grazie Mirella e buona giornata a tutti, grazie. Cara Lina, sentite il bisogno di parlare, di confidarsi, sono soli, non hanno bisogno sempre dell'atto economico, della borsa della spesa, hanno bisogno di essere ascoltati, di parlare con qualcuno. Io mi ricordo quella telefonata terribile che ho ricevuto in diretta, se voi vi ricordate anni fa, quella diversamente giovane che ha detto Mirella non riesco più a parlare, scusami perché non parlo più con nessuno, non ho più voce. Capite che c'è tanta strada da fare, forse certi politicanti dovrebbero lasciare queste sedie e lasciare le persone competenti e brave che magari hanno anche voglia di fare aria nuova, si dice, ecco, un po' di aria nuova non farebbe male. Martiro diceva colpa anche nostra che li abbiamo votati, ma non abbiamo tante scelte, quello è, perché se non vai a votare non vai a votare, se vai a votare hai già calato dall'alto i nomi, cognomi e magari persone che neanche conosci, allora la gente è anche un po' confusa, cosa faccio? Voto chi non conosco, non vado a votare perché non è che ci mettono i curricula a vedere bene chi è questa persona, oppure la lista del sindaco che fa la lista, tu voti, questo prende anche tanti voti sto consigliere e poi invece di diventare assessore lo mettono da parte perché dall'alto piove un assessore che non sai neanche chi è, non ha preso neanche un voto. Capisci Martiris che la gente a casa comincia a fare questi numeri? Un grande fisico mi ha detto Mirella, quando fai la domanda fatti dare i numeri, perché i numeri risponderanno. Certo. Tu fatti dare i numeri e vedrai che avrai la risposta. Allora sentiamo come conclude Martiros veramente questo discorso importante sulla sensibilità, perché ormai siamo in chiusura e come ci vuole lasciare. Prego Martiros. Allora voglio precisare che la politica non è solo voto, e di solito noi diciamo anche cittadinanza attiva, ma già la cittadinanza dovrebbe essere scontatamente attiva. In tutti e 2 i progetti, prima di San Zenone, poi adesso a Fossalta di Portogruaro, diciamo la parte politica intesa come partito è una questione assolutamente marginale, sono piuttosto, come dice la direttrice del master Patrizia Messina, la rete è fatta di persone e non è una banalità, perché a parità di istituzione è la persona che modifica le cose, quindi è
è chi presiede il CNA di Portogruaro che è iperattivo, sfocia dei propri ruoli e quindi fa un'azione che è prettamente politica, ma non va confuso con la partitica. È un'altra cosa. È il bar Mocenigo che di fronte alla villa, la nostra cooperazione fa qualcosa ed è un atto prettamente politico e quindi anche, se posso aggiungere, cioè, lo sfondo che è quello di tutte le conversazioni che abbiamo fatto, che secondo me è la fiducia. La fiducia è una cosa secondo me anche molto strana, sembra che ci sia una diffidenza generale, può anche darsi che sia, però basta veramente molto poco per rompere la diffidenza. Quindi suonare la casa del vicino, come stai, come va, come non va. E quindi c'era una canzone bellissima di Blue Vertigo che a un certo punto dice: mi fiderò di te quando anche tu ti fiderai di me, ma chi dei due inizia per primo? Cioè allora questa attività politica significa che anche prima di tutto qualcuno dei due deve rompere questo stereotipo, questo stato che sembra così e quindi iniziare a fidarsi del suo concittadino che magari ha un'età molto diversa, delle sue idee che sembrano così tanto diverse, ecco che allora l'accoglienza genera fiducia, la fiducia genera accoglienza e tutto questo genera una comunità e tutto questo fa ritornare l'idea di quale sia effettivamente il lavoro come operosità, perché anche l'atto stesso di fidarsi è un lavoro, è un'operosità, è un momento di suspense che in qualche modo devi rischiarla. Ecco che allora forse anche sono i componenti calato su più Villa Albrizia e Villa Mocenigo, che noi il nostro cuore centrale è più la faccenda controproposta lavorativa, di microimpresa, però che diventa in qualche modo di nuovo un'impresa, nel senso... Un'impresa che fa comunità, sì, però. ma nel senso antico della parola, non è che Cristoforo Colombo ha fatto un'impresa perché ha aperto una partita IVA, significa lanciarsi verso qualcosa di innovativo. Osare. Abbiamo Sandra, poi sentiamo anche Bruno Mori, Veneto Futuro Agricoltura, come ci saluta, prego Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno al il bravo ragazzo, quel signore che è in collegamento. Volevo dire, è vero, io quando vado a fare la spesa, Mirella, vedo tutti questi prodotti che non so neanche cosa siano, costano una marea di soldi, perché non è che te li danno, non so, €1, no, €2, €3, dei nomi, cioè, però ho constatato una cosa, che ci sono i giovani, io vedo tanti studenti, abitando in centro, ci sono tanti studenti che quando vanno a fare la spesa prendono ste robe, la papaya, io ho preso una volta sta papaya, anzi l'ha presa mio figlio, vuoi che ti dica Mirella, a me non piace, io preferisco mangiare una mela, una roba nostra, io guai se manca le mele. Guarda come ti sta guardando Bruno Mori, guarda come ti sta guardando. Sandra, devo chiudere perché ho forato, ma sei stata chiara, hai espresso il tuo pensiero, grazie. Grazie Sandra. Allora Bruno Mori come ci saluta? Vediamo anche le immagini intanto dell'agricoltura, di questa agricoltura, vediamo che immagini abbiamo trovato e vediamo, prego Bruno Mori. Beh, indubbiamente se sorrido è perché condivido in pieno, però io per chiudere io manderei un appello ai nostri cittadini, agricoltori e non, che al 15 di dicembre ci sono i rinnovi dei consorzi di bonifica. Sono enti importantissimi che sono governati dai cittadini e io chiedo che vadano a votare. Chiedo che vadano a votare perché in un momento di grande fragilità dei territori credo che ognuno di noi ha il dovere e il diritto di andare a votare, che voti quello che vogliono, però che vadano a votare, perché è importantissimo. Le do solo un dato: fino ad oggi nei consorzi di bonifica ci vanno a votare dal 3 al 5% degli aventi diritto. No, dobbiamo invertire la rotta, che devono andare a votare almeno il 50% degli aventi diritto e vanno a votare solamente quelli che hanno un immobile, quindi hanno una proprietà e pagano il tributo ai consorzi di bonifica. Vede Mori, io ho avuto il presidente Amedeo Gerolimetto che mi ha dato ragione, forse andremo anche a votare
se avessimo più conoscenza di quello che fanno e chi sono. Io gli ho detto che forse se ci fosse più trasparenza e più conoscenza, tu cosa fai, cosa hai investito, perché noi li paghiamo, cioè non sono volontari, questi sono persone pagate che dovrebbero dire magari 2 volte 3 all'anno cosa hanno fatto nel territorio. Allora la gente sa, ma se no siamo alle solite, vado a votare chi e cosa se non conosco niente, allora sto a casa e non vado e continuo a pagare la bolletta del consorzio senza sapere cosa fa. E giustamente il presidente Amedeo Gerolimetto ha detto: ha ragione Mirella, forse dobbiamo farci vedere di più e spiegare cosa facciamo. Grazie a Mori Bruno, presidente Veneto Futuro Agricoltura, veramente grazie a Martiros Gevorchian di essere stato con noi, visto che perfetto il cognome, l'ho detto anche stavolta, mi è andata bene, mi è andata proprio bene, grazie veramente, ci sentiremo e grazie per tutto quello che fai. Grazie a voi. Te e anche tutta la tua squadra. Soprattutto loro. Grazie, pubblicità. Un animale domestico è sinonimo di gioia, amore, felicità e gioco. Un cane, con la sua coda scodinzolante, è in grado di farci tornare il sorriso durante una giornata storta. Un gatto, con le sue fusa, ci fa sentire sempre coccolati. Ma l'animale domestico è anche sinonimo di responsabilità. Ogni giorno, moltissimi proprietari si trovano ad affrontare situazioni di emergenza e non sanno a chi rivolgersi. Ed è qui che entrano in gioco gli infermieri veterinari e i soccorritori veterinari dell'Artemis ODV. La squadra di oggi dovrà affrontare un intervento che fino ad ora non avevamo ancora visto in questo documentario. Cristiano e Shasa oggi dovranno fare un trasferimento paziente dalla clinica veterinaria San Francesco di Mestre fino alla clinica veterinaria San Marco di Padova. L'ambulanza viene posizionata all'ingresso del pronto soccorso. Nel frattempo, Shasa raggiunge la segreteria per prendere tutti i dati. Il paziente di oggi è un cane di nome Harley, un mastino napoletano di 110 kg che dovrà essere trasferito a Padova per un intervento chirurgico di rimozione corpo estraneo che ha ingerito. L'operazione chirurgica dovrà essere svolta alla clinica veterinaria San Marco perché il cane è troppo grande e non ci sta sul tavolo operatorio della San Francesco. Con cani di queste dimensioni è essenziale valutare molto bene i dispositivi da utilizzare, le manovre da applicare e i cinghiaggi per metterlo in sicurezza. Una valutazione errata e il paziente potrebbe cadere dalla barella, ferendo se stesso e anche il personale. Ora che Harley è stato messo sulla barella ed è stato adeguatamente cinghiato, non bisogna far altro che caricarlo sul mezzo e collegarlo alla flebo per mantenerlo idratato. Per fortuna il cane è in condizioni stabili e non sono necessarie manovre particolari. L'unica preoccupazione di Shasa dovrà essere quella di monitorarlo e tenerlo tranquillo per la durata del viaggio. Questione che mi becco. Finito di sistemare il tutto, si fa salire il proprietario a bordo e ci si prepara per il trasferimento. Pitture dei giovani d'oggi, oltre che degli adulti, naturalmente. Grazie dottoressa. Adesso io andrei a vedere anche un video per capire anche cosa si scrive, cosa si vuol dire. Andiamo a vedere proprio questa pagina intera di Turetta e poi sentiamo come lo commenta la nostra dottoressa Dalla Costa.
Ecco, vediamo questa scrittura, dottoressa, ecco, come interpreta questa lettera, prego. Allora, questa è una delle varie pagine della memoria di Turetta, che risale proprio a qualche giorno fa. Diciamo che quello che ci impressiona, forse quello che salta subito all'occhio, è una scrittura curva, una scrittura che sembra quasi anche scritta da più una ragazza rispetto che un ragazzo, e questo effettivamente è un segno anche positivo, nel senso che una scrittura, vedete, curva è indice di una persona che ha capacità di dedizione, può essere anche affettuosa, ma purtroppo, come noi siamo fatti di un mix di componenti, lo sono anche i segni grafici, che hanno tante sfaccettature. E questa scrittura, a causa appunto di vari segni grafologici, per segno grafologico intendo qualsiasi particolarità della scrittura, evidenzia appunto una certa ansia, un certo disagio. Questo perché appunto ci sono veramente vari segni che si possono analizzare, per esempio la distanza tra le letterine era avvicinata, e questo è indice comunque di una certa ansia, una certa, diciamo, poca capacità di aver comprensione nei riguardi dell'altro, c'è più una sopravvalutazione delle proprie ragioni. Ci sono anche, ahimè, dei segni di autocopertura. Osserviamo ad esempio appunto nel particolare, vedete, le lettere sono a volte anche, diciamo, addossate, e questo è proprio ancora più indice di una forte insicurezza ed ansia, di uno stato di ipervigilanza. In più, se notiamo, le M, le N sono ad arco, è cosiddetto un segno della scrittura arcuata, che può essere tipica delle persone molto piccole, delle elementari, dei ragazzi che devono iniziare a scrivere, e è indice appunto che la persona risente un po' dell'influenza dell'altro, nel caso dei bambini giustamente dei genitori e del loro giudizio, cioè stanno male se i genitori li rimproverano. Nell'adulto è proprio indice di una grande preoccupazione dei giudizi e delle critiche altrui. E questo è abbastanza pervasivo nella persona adulta, quindi purtroppo mette in atto anche dei meccanismi di autodifesa poco funzionali. Una persona che può avere questi segni. Un ulteriore segno che è molto particolare, se noi osserviamo le A, vediamo che hanno il tratto superiore ripassato. Vedete la A di afferrata o la A di forza? Ecco, questo è un segno proprio di autoprotezione, autocopertura, e diciamo che cela una forte insicurezza, è rivelatore di una tendenza a ottenere un po' ciò che si vuole anche con abilità manipolatorie. Sono vari segni proprio Quante indice cose che di abbiamo una certa conosciuto ansia. in poco tempo, dottoressa Dalla Costa, grazie. Io dico sempre che ogni mattina andiamo a scuola con degli insegnanti molto preparati e bravi di cose nuovissime, perché chi è che non è intrigato da capire come si scrive? Ecco, sentiamo anche cosa ne pensa anche Matteo Dal Borgo di quello che ha visto. Intriga questa cosa, sapere come scrivo, perché scrivo. Prego, Matteo. Mi incuriosisce molto, soprattutto anche riuscire a capire aspetti psicologici della persona semplicemente da come scrive. È molto curioso come cosa. Molto, soprattutto sentiamo anche in questi anche la tua collega, sentiamo anche Annalisa. Annalisa? Delle nuove scoperte che non conoscevo, eppure seguendo la dottoressa vengo una galla, e se ci pensi bene ai problemi che ha avuto sto ragazzo è la verità. Dottoressa, lei ha detto una cosa importante, che è la passione che ho sempre avuto alla fine. Ma da dove nasce questa passione? Già da scuola? I ragazzi a scuola capiscono invece l'importanza della scrittura, di saper scrivere, oppure anche nella scrittura vedi il disagio? Ad esempio questi insegnanti che cercano di far scrivere il disagio, mettere questi fogli poi anonimi all'interno di una
un'urna per poi leggere e capire il disagio. Ecco, come vede questa situazione, questi ragazzi sempre più chiusi, ma forse nella scrittura riescono ad esprimersi qualche volta, non sempre. Prego, dottoressa. Indubbiamente reputo che qualsiasi forma che permette di esternalizzare un proprio disagio possa essere positiva. Questo, quindi se anche la scrittura permette alle persone di mettere nero su bianco i propri pensieri, è indubbiamente positivo, perché può essere una valvola di sfogo. Diciamo che il grafologo ha un'arma in più, nel senso che riesce a identificare tutti quelli che sono i segni grafologici e a andare in profondità, a capire, in quanto la scrittura è un gesto inconscio e proietta tutta una serie di caratteri e caratteristiche delle persone. I ragazzi, diciamo, al giorno d'oggi spesso hanno una scrittura un po' compatta, cioè che non prevede tanti allunghi verso l'alto o verso il basso. E oppure scrivono in stampatello. Sì, ecco, questo diciamo che non è molto positivo, perché lo stampatello è, a parte che è poco funzionale, perché noi che scriviamo le singole lettere alziamo sempre la penna, quindi siamo anche potenzialmente più lenti, e è una forma di minore personalizzazione. La scrittura a stampatello, infatti, nel gergo grafologico è anche considerata una scrittura maschera, una scrittura che mette un po' di distanza nei confronti della persona che ci legge, che è normale che se una persona deve scrivere un post-it al proprio superiore, al proprio capo, e vuole anche che quello che scrive sia perfettamente comprensibile, indubbiamente è positivo, non è che dobbiamo aberrare la scrittura in stampatello maiuscolo, però effettivamente è poco funzionale, soprattutto nei ragazzi. Io consiglio sempre agli insegnanti di insegnare certo lo stampatello maiuscolo, ma poi procedere con il corsivo, che è, diciamo, il carattere che è più legato e più soggetto a personalizzazione, ed ha anche più soddisfazione se una persona inizia seriamente a scrivere e inizia anche a provare il piacere di scrivere bene, perché se impariamo a scrivere bene, se viene insegnato a scrivere bene, non si ha fastidio alla mano, non vengono fuori chissà che calli, non si hanno dolori al braccio. Tutto questo però deve partire da delle informazioni che vengono date proprio. Allora, dottoressa, a devo monte. correre purtroppo perché il tempo è tiranno, sono tante però le domande, ad esempio la grafologa allora all'interno della scuola a questo punto, perché se i ragazzi scrivono i biglietti però nessuno interpreta questa scrittura che magari crea un disagio, allora com'è la situazione? C'è questa figura, ci sarà, secondo lei è importante quello che sta dicendo, almeno sento anche gli ospiti con cui questa mattina, come hai visto questa professione? Prego, dottoressa. Una cosa molto importante è che spesso, più frequentemente, il grafologo effettua dei corsi specifici per insegnanti, per aiutare proprio gli insegnanti a insegnare a scrivere bene e anche eventualmente a rintracciare qualche segno particolare che può essere proiettivo di qualcos'altro, però è assolutamente doveroso mettere chiaramente, sottolineare i puntini sulle i. Il grafologo non è un medico e può aiutare eventualmente anche altri professionisti come gli psicologi, che fortunatamente sono sempre più presenti anche nelle scuole, nel aiutare a interpretare meglio la persona che abbiamo davanti. Quindi il grafologo non può assolutamente curare, ma la grafologia, essendo un test proiettivo della personalità, assolutamente permette di identificare meglio le caratteristiche delle persone. Molto chiara e grazie. Adesso invece andiamo a vedere la seconda parte di questa clinica veterinaria, perché anche qua c'è una passione per salvare queste creature meravigliose che sono i nostri animali in generale, dico. Andiamo a vedere.
Dopo 40 minuti di viaggio si è arrivati a destinazione. Shahza smonta dal mezzo per prendere contatto con la segreteria per avvisare del loro arrivo e chiede di far aprire il cancello in modo tale da poter entrare nel piazzale e portare dentro Harley. Chiedo di scendere, io prendo la flebo. Siamo arrivati, Harley. Dopo una breve attesa si entra in corsia. Cristiano e Shahza portano assieme ai medici il paziente in pronto soccorso, dove viene accolto dall'equipe medica. In questa fase il personale dell'ambulanza riferisce ai medici tutti i dati e spiega loro il caso, dopodiché rimangono per un breve momento in stazionamento nel caso serva una mano. Come detto in precedenza, cani di questa mole sono estremamente difficili da gestire. Sono molto grandi e più pesanti della media e anche un loro piccolo movimento può farli cadere dalle barelle. Proprio per questo motivo i medici decidono di mettere Harley per terra fra due tavoli in modo tale da creargli una specie di kennel improvvisato in attesa dell'intervento. Dopo aver aiutato i medici, Cristiano e Shahza vengono liberati e possono tornare a sistemare il mezzo, pronti per l'intervento successivo. Allora abbiamo capito che abbiamo visto una clinica a tutti gli effetti per i nostri adorati animali. Allora abbiamo visto questo mastino napoletano, ma a chi non verrebbe voglia di fare le coccole veramente a questa meraviglia che abbiamo visto? Avete visto sempre coccole. Allora cosa abbiamo visto, Matteo, e soprattutto l'importanza anche di un ambiente che accolga anche queste creature che abbiamo, che sono i nostri amici, i nostri adorati amici, perché quando li perdiamo, che sia un'uccellina, che sia qualsiasi animale, sono tutti uguali, cioè perdiamo qualcosa anche noi perché facevano parte della famiglia. Prego. Sì, assolutamente. Allora noi interveniamo in casi di emergenza, come poteva essere anche questo qua, che era un trasporto urgente da fare tra le due cliniche, oppure anche per trasporti sanitari, quindi quando il proprietario non ha possibilità di trasportare l'animale in clinica per fare i vaccini, per fare le visite dal medico, noi possiamo intervenire e occuparci di questo trasporto. È molto importante per noi la formazione, sia teorica che pratica, come si è visto appunto un minimo movimento sbagliato può comportare gravi risultati, in questo caso purtroppo è scivolato dal lettino quando era con i medici, per cui ci teniamo molto alla formazione ed è importante per un risultato ottimo e anche per delle volte salvare la vita dei nostri amici animali. Ecco. Quando è nata la passione invece a Matteo? Allora, questa è una bella domanda, perché io all'ultimo anno del liceo ho deciso di adottare 2 cani il giorno prima della prima prova di maturità e da lì ho intrapreso tutto un percorso in ambito cinofilo appunto e sono diventato educatore cinofilo, sono venuto a conoscenza anch'io dell'ambulanza e da lì sono diventato soccorritore e attualmente sto studiando per diventare osteopata animale. Quindi... Ti hanno portato fortuna allora, visto che l'hai presi il giorno prima della prova. E che giovani vedi? Chi è che si avvicina a questo mondo? Perché io all'inizio della trasmissione ho detto che i volontari mancano dappertutto, forse dove li troviamo un po' di più è appunto nel mondo, nell'ambiente, soprattutto anche nel mondo animale, nelle associazioni che curano gli animali, penso l'EMPA, la LAV, tante associazioni, c'è questo trasporto dei ragazzi, lì li troviamo. Come mai secondo te
te. Matteo, poi sentiamo anche Annalisa. Allora, noi siamo un'associazione in realtà molto particolare perché siamo tutti molto giovani, quindi abbiamo moltissimi ragazzi che vengono anche mentre stanno facendo il liceo, vengono a prestare servizio da noi, magari nel pomeriggio, magari di notte, e quindi devo dire siamo un po' fuori dalla norma perché siamo molto molto giovani, la nostra età media è molto molto bassa, per fortuna, perché comunque riusciamo a formare ragazzi e avere anche quella prestanza fisica che ci serve in certi casi, come appunto è successo col mastino napoletano, perché sollevare 110 kg non è facile. 110 kg. Però comunque noi siamo aperti a qualsiasi fascia d'età, richiediamo appunto una certa prestanza fisica, appunto per questo, però abbiamo tutte le fasce d'età e siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari. Infatti a marzo parte il nuovo corso proprio per formare nuove persone che vogliano collaborare con noi, insomma. Allora Annalisa, io al Parco dello Storga ho questi orti sociali e siamo vicini anche al Crash dove curano questi animali feriti e quello che ho notato è che ci sono tantissimi giovani anche là, soprattutto ragazze, la figura femminile, tante ragazze. Anche da è noi. vero Annalisa? Anche da noi. Ecco, avete visto? Anche da noi. Gli ometti servirebbero, perché delle buone braccia muscolose servirebbero, ma ci sono più donne che fanno sta roba. Infatti l'ho notato anch'io, per questo l'ho detto a Annalisa. Ci sono più donne. Perché forse c'è una sensibilità diversa? Non lo so. Se fai sta roba devi volere bene agli animali. E io è brutto dirlo, ma forse voglio più bene agli animali che all'umano. È brutto dirlo, ma è così. Ti danno molto di più. Infatti ti sei avvicinata a questo percorso. Io ho 2 cagnoloni a casa, quindi sono la mia vita. E ho anche una figlia e un marito, però ti danno tanto. Quello che l'umano non ti dà. Non ti chiede niente, perché non ti chiede niente, solo amore. E cura. Di lui. Mi piacerebbe che tutti i ragazzi a scuola scrivessero la parola sensibilità e dopo farla leggere dalla nostra grafologa, dalla dottoressa Dalla Costa, per vedere in che maniera si scrive questa parola magica, sensibilità. Ecco, chissà cosa scopriremo. Magari un po' meno cattiveria anche sulle scuole. Cosa dice dottoressa Dalla Costa in merito a quello che abbiamo detto? Questa parola magica, però detta è una cosa, scritta è un'altra. Quante cose capiremo dei nostri ragazzi? Prego, dottoressa. Concordo assolutamente con voi. Effettivamente, anzi vi dirò di più, esistono proprio delle parole che possono essere proiettive di particolari indicazioni. Quindi se pensiamo ad esempio anche la parola amore, piuttosto che anche scrivere il nome di qualche genitore, di qualche partner, se noi lo scriviamo possiamo scriverlo anche in un modo diverso rispetto al resto della scrittura. Certamente le persone dotate di sensibilità dovrebbero possedere determinati segni grafologici, quindi è possibile effettivamente anche capire le predisposizioni delle persone, o anche se sono dotate magari di quell'intuito psicologico, di quella capacità di comprensione, di quella sensibilità che può essere donata in modo positivo agli altri. Allora andiamo a vedere anche questa scrittura di Einstein, sentiamo come la spiega la dottoressa Dalla Costa, vediamo cosa ci ha portato la dottoressa, eccola qua, piccolissima. Prego dottoressa. Sì, questo era un esempio proprio di una persona dotata di quella, diciamo, predisposizione tecnica e teorica. Dalla scrittura infatti è possibile identificare anche le attitudini e può aiutare anche i ragazzi nel capire qual è la professione, la scuola più congeniale rispetto al proprio carattere, osservando la scrittura di Einstein, come ha detto lei, molto piccola, che è indice di concentrazione, di spirito di osservazione. Vediamo anche che era caratterizzata dalle aste particolarmente rette, questa rettitudine, questa fermezza di propositi. La scrittura, vedete che è anche diciamo molto precisa,
nel senso che presenta anche delle angolature, quindi dona una certa fermezza di carattere che si auspica abbiano tutte quelle persone che devono stare molto sui conti, o piuttosto che abbiano quell'autodisciplina che permette, e anche autocontrollo che permette un determinato tipologia di lavoro. La punteggiatura nella scrittura, uno che usa tanta punteggiatura, uno che non la usa per niente, come viene vista, dottoressa? La punteggiatura è non è uno specifico segno grafologico, ma dà un'indicazione ulteriore rispetto ad altri segni. Diciamo che una scrittura molto chiara, molto leggibile, anche quasi che sembra scritta al computer, di solito è anche più attenta a mettere bene la punteggiatura. Una persona invece dall'animo più veloce, più impaziente, spesso anche si può dimenticare della punteggiatura. Lì dipende un po' dal caso specifico, perché bisogna vedere sempre i singoli segni nel contesto grafico, perché possono avere anche delle eccezioni differenti. Quindi dipende proprio dal caso specifico. E adesso andiamo a vedere allora Picasso, così ce lo spiega la dottoressa Dalla Costa. Andiamo con Picasso. Picasso, vedrete che rispetto a Anstian è proprio più artista, meno ordinato. Vediamo anche l'andamento del rigo, vedete che è proprio più fluttuante, ogni tanto fa le lettere più grandi, poi quasi piccole. Questo è proprio indice di uno stato emotivo anche un po' altalenante, la scrittura impaziente, veloce, che è indice anche di questa rapidità certo che di azione. interpretarla, dottoressa, siamo qua che ci guardiamo noi qua, una cosa, mi sembra le ricette dei medici qualche volta, diciamo, ma cosa ha scritto che non si capisce, invece dopo vai in farmacia, oddio, delle volte fanno fatica, però si riesce a comprendere. Prego dottoressa, ho fatto questa parentesi perché mi è venuta spontanea, prego, prego. È impossibile da leggere, ma diciamo che al grafologo non interessa tantissimo il contenuto in sé per sé, perché studia la scrittura in movimento, quindi posso dirle che non mi sono neanche azzardata a cercare di interpretare cosa effettivamente avesse scritto Picasso. La scrittura è appunto oscura, quindi non è ben comprensibile. E è indice anche di persone che sono molto sbrigative e hanno poco riguardo anche delle convenzioni sociali, sono un po' più artiste, e Picasso è proprio un po' considerato un po' l'artista per antonomasia. E anche questo andamento, queste righe che ogni tanto sono ascendenti, quindi è indice di iniziativa, di ottimismo, di tensione al miglioramento, e fa ad esempio le A e le O spesso aperte, cioè non perfettamente chiuse. Questo è proprio indice di anche ricettività, disponibilità a raccogliere gli stimoli. Vedete proprio Mon, la prima parola, vedete che ha la O che è aperta. Ecco, questo è indice proprio di ricettività e immaginazione. Che, sto guardando come scrivo io intanto che lei parla, dottoressa, e cerco di capire. Mi avvicino molto a Picasso, dottoressa, stavolta. Proprio mi avvicino molto a Picasso. Ora sentiamo anche cosa ne pensa Matteo Dal Borgo. Invece noi abbiamo parlato di questa bellissima clinica veterinaria, ma dove a Mestre, dove sembra che a Mestre invece regni sovrana la delinquenza, le baby gang, i furti. Invece poi noi vediamo questa realtà, perché bisogna vedere invece il lato positivo, che forse viene visto poco. Io vi ho invitati anche per questo, perché Mestre non è solo quello, è un'altra cosa anche. Prego Matteo. Noi abbiamo la fortuna a Mestre di avere in realtà 3 cliniche veterinarie, ed è una concentrazione molto alta, diciamo, di queste strutture, molto organizzate, specializzate ognuna magari in argomenti, in patologie diverse, e appunto abbiamo la fortuna di avere 3 strutture così ben fornite, tutte abbastanza vicine, perché sono in 3 zone diverse di Mestre, però riescono a garantire un servizio più che buono, diciamo, alla popolazione di Mestre e di Venezia. E quindi
siamo molto molto fortunati di questo. Quanti volontari avete? Quanti siete? Allora, attualmente siamo in una ventina, poco meno. Infatti siamo alla ricerca disperata di personale perché comunque i turni da coprire sono molti e sono molte ore se si guarda le giornate, le settimane. Perché vuol dire anche che c'è una richiesta, c'è una domanda, perché vi siete conosciuti, perché è importante anche capire questo. Allora diamo anche l'indirizzo dove siete, ecco, perché, oppure dove vi possono trovare, magari tanta gente non vi conosce, anche dei giovani magari, o i genitori, i nonni che poi dicono ai ragazzi quando guarda che ho visto la Mirella aveva degli ospiti veramente che possono interessare. Prego. Allora, noi siamo raggiungibili tramite i social, abbiamo il nostro sito internet che è artemisodv.it. Piano perché devono prendere appunti. Allora, lo ripeto, www.artemisodv.it. Cercando ambulanza veterinaria Mestre ci trovano anche su internet, sui social oppure su YouTube. Abbiamo caricato dei video di alcuni nostri interventi, come questo qua che abbiamo appena visto del mastino napoletano, in cui facciamo vedere più o meno quello che effettivamente facciamo sul campo. E quindi se anche ci sono persone incuriosite di capire come funziona il soccorso veterinario, ecco, tramite questi video possono apprendere un pochino di più del nostro lavoro. Avete anche un numero di telefono, prendete carta e penna intanto che così Matteo poi ve lo piano, mi raccomando. Certo. Matteo, prego. Allora, il numero di telefono delle emergenze, quindi da chiamare in caso di necessità del nostro servizio, è 351 52 58 828. Ripetiamo. 351 52 58 828. Grazie Matteo. Adesso andiamo da Annalisa. Annalisa, come donna, questa paura di uscire, ecco, di svolgere anche delle mansioni importanti, come si diceva prima, la forza di una donna. Ormai ho avuto anche una boscaiola, non ce n'è per nessuno, cioè siamo uguali. Ce la facciamo. Ecco, è vero che c'è tutta questa paura anche di uscire. Lei come vive a Mestre, proprio come figura femminile e anche come volontaria? Allora, io a Mestre la conosco poco, ho cominciato a frequentarla da quando sono con l'ambulanza veterinaria. Sicuramente non è bello da vedere. Tu vai dalle parti del Corso del Popolo, non è piacevole per una donna. Non penso nemmeno per una ragazza alla quale non puoi dirgli non metterti la minigonna o non metterti, non so, o scollata, che dai nell'occhio. Questo non è giusto. Cioè, secondo te c'è questa paura, c'è questo senso che non sei protetta quando esci? Sinceramente, io ho una figlia che compie 21 anni proprio domani. Quindi noi facciamo gli auguri a Maria Sole. Auguri a Maria Sole da tutti noi. E glielo sconsiglio. Ma non è che abbiamo un po' troppa paura del diverso, Annalisa? No, cioè, è passato questo messaggio che il diverso è sempre brutto, però cattivo, purtroppo sui telegiornali, sui giornali, tutti girano con questi cortelli, tutti sono cattivi. Quindi da mamma verso mia figlia cerco un attimino di tenere. Di avere le antenne. Non sono razzista, però fa caso. La maggior parte dei casi, succede anche dei nostri italiani non esclusi, però ti fanno paura. Matteo, come commenti le parole di Annalisa? No, do pienamente ragione e tornando magari anche al nostro servizio siamo intervenuti in alcuni posti pericolosi, tant'è che anche le nostre ragazze soccorritrici delle volte erano un po' titubanti nell'entrare magari in certe realtà in cui c'era l'animale da soccorrere, hanno chiesto il supporto magari anche di qualche autista, qualche soccorritore maschio, insomma, per sentirsi un pochino più protette. Ecco. Allora, prima abbiamo parlato della parola sensibilità, ma se qualcuno scrivesse, i ragazzi scrivessero, anche non solo i ragazzi, le persone, paura, ecco, scrivere la parola paura, ecco, sentiamo cosa ne dice la dottoressa Dalla Costa, questa parola che ormai regna sovrana, paura, paura, paura di uscire, paura del diverso, paura del vicino, paura di tutto. È così, ecco, in grafologia la parola paura.
Allora, diciamo che se uno deve fare un'analisi grafologica non è possibile effettuarla solo su una parola, come anche spesso mi viene chiesto di analizzare solo una firma, perché per esempio, rilacciandoci alla firma, la firma esprime come noi vorremmo che gli altri ci vedessero e non sempre esprime quello che noi veramente siamo. Quindi per analizzare bene i caratteri di una persona non basta la singola parola, però se una persona effettivamente manifesta una grande paura, può essere che possa scrivere la parola paura in un modo diverso rispetto che il contesto grafico. Come complessivo. per i genitori che ha spiegato prima, allora, i nomi dei genitori. Anche i nomi, ad esempio, se posso dare la mia esperienza diretta, mi è successo di aiutare una persona nella scelta dell'orientamento scolastico e professionale. In quel caso io chiedo al ragazzo di scrivere un testo di almeno una facciata e anche di inserire il nome dei genitori, e quando ha scritto il nome della madre mi ha un po' colpito perché effettivamente era scritto in modo differente. E questo era una spia di qualcosa, cosa che poi mi è stata confermata da lui stesso perché la madre purtroppo era morta e quindi non aveva ancora ben metabolizzato questo decesso, questa perdita, e effettivamente aveva scritto il nome della madre in modo differente rispetto che per esempio il nome del padre o altre parole. Quindi in questo senso, visto che la scrittura è altamente proiettiva, certe parole possono essere, diciamo, più indicative di altre, proprio per questo, perché quando scriviamo, l'adulto scrive, non presta attenzione a come traccia le lettere, come traccia, non so, la distanza tra le parole, ma solo al contenuto, e il grafologo invece presta attenzione ai segni grafologici e quindi alla proiezione della persona quando traccia le lettere, quando lascia il nero sulla carta. Pensi che dopo di voi ho come ospiti la professoressa Maria Rita Ventura, che è docente scolastica al liceo K9, assieme ad un insegnante, il professor Angelo Antonini. Ecco, perciò spero che abbiano visto qualcosa e sentito di quello che ha detto, che trovo molto importante. Ecco, questa sua presenza questa mattina, dottoressa Dalla Costa, perché ho visto anche i miei ospiti molto intrigati, forse dovremmo capirci di più. E allora, per chiudere, con chi chiudiamo? Con una grande della storia. Andiamo a chiudere con Madre Teresa di Calcutta. Vediamo come scriveva Madre Teresa. Chi è? No, bellissimo. Ecco, io e Annalisa ci siamo guardate sorridendo. Prego, dottoressa Dalla Costa. Più chiara di così? Effettivamente questa è una scrittura che è indice di una persona dotata di questa predisposizione all'accoglienza, è una scrittura curva, ma non sono presenti quei segni di ansia che invece aveva la scrittura di Turetta. Qui la scrittura presenta un calibro medio, quindi è scritta media, è indice di una certa concretezza, quindi c'è dolcezza ma anche concretezza, c'è anche accoglienza nei confronti degli altri, la scrittura è un po' pendente e la distanza tra le lettere invece è più ampia, c'è questa capacità di comprensione dell'altro, di prendersi cura, e ha anche un bellissimo segno che è auspicabile abbiano tutte quelle persone che lavorano nel sociale, che è l'oscillante, cioè se osserviamo la scrittura ha un po' la forma del ventaglio, le aste si dispongono un po' a ventaglio, sono un po' inclinate a sinistra e poi a destra, che è uno dei segni dell'intuito psicologico, della partecipazione affettiva, dell'empatia. Qui è una scrittura che effettivamente presenta vari segni dell'empatia, quindi ma anche della solidità, della capacità di essere
pragmatici e solidi quando serve, ma col sorriso, con la dolcezza. Poi chiederemo anche al professor Angelo Antonini, neurologo, come scrive, come che si rivede meglio in queste scritture che abbiamo visto come grafologia, e poi lo sentiremo. Come ci saluta, dottoressa? Io vi auguro di un buon proseguimento e di scrivere tanto, anche se non si scrive bene, ma la scrittura è proprio un segno caratteristico dell'essere umano e quindi è un peccato che non insegniamo ai nostri figli o anche a noi adulti di riprendere la penna e mettersi a scrivere. E visto che fra un po' è anche Natale, io immagino che ricevere un bel biglietto scritto a mano possa veramente regalare un bel sorriso a chi lo riceve. Che bello che era una volta, si facevano questi bigliettini con tutti i brillantini, si mettevano sotto il piatto, l'emozione anche nel leggere, delle volte si scriveva male, diceva cosa ho scritto adesso che non riesco, lettere, le per cartoline. l'emozione, ecco la scrittura che emoziona. Grazie veramente alla dottoressa Chiara Dalla Costa, grafologia 360 gradi, grazie di essere stata con noi. Sentiamo come ci salutano questi due ospiti, Matteo Dal Borgo e Annalisa Arnoldo. Prego Matteo. Noi vi ringraziamo dell'invito e vi invitiamo a effettuare un servizio di volontariato, che sia il nostro, che sia un altro servizio. Vi invitiamo appunto a lanciarvi in queste nuove esperienze, perché senza il volontariato l'Italia non andrebbe avanti. Grazie. Quindi... Grazie Matteo, sentiamo Annalisa Arnoldo. Il mio consiglio è fatelo. State benissimo, aiutare gli altri, ci si aiuta, ci sta bene. Ci si sta bene, non c'è niente da dire. Fare i cavalli... Sei in pace con te stesso. Stai bene. Ecco, questo è il mondo del volontariato. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità.
un'altra graditissima ospite, abbiamo la professoressa Maria Rita Ventura, dirigente scolastico Liceo Canova, di essere qui con noi. Allora, Duca da Vinci e Canova, licei per i medici del futuro, bellissima. Ecco, io l'ho invitata per far capire che anche voi ce la state mettendo tutta, visto che c'è questa emergenza, ma anche perché qualcuno ci dice, di molto competente, che fra 10 anni invece avremo tanti medici, ma nell'attesa voi state facendo un lavoro egregio. Prego, professoressa Ventura. Buongiorno, intanto la ringrazio molto per questa opportunità appunto di poter parlare di quello che la scuola fa, insomma, per sostenere anche gli obiettivi che la collettività in generale, insomma, si pone. Ecco, questo progetto di curvatura biomedica che qui a Treviso abbiamo noi del Liceo Canova come liceo classico e poi come liceo scientifico c'è anche il Liceo Da Vinci e il Liceo Duca degli Abruzzi. Questo progetto è un progetto nazionale che appunto il Ministero ha previsto per i licei di indirizzo classico e di indirizzo scientifico. Un progetto che fra l'altro da quest'anno è diventata una sperimentazione al termine della quale verrà anche valutato da un comitato nazionale se poi trasformarlo in un nuovo indirizzo liceale da inserire nell'ordinamento nazionale. Ecco, per noi è un progetto molto importante in quanto, essendo una scuola a indirizzo prettamente umanistico, gli approfondimenti di tipo scientifico sono molto apprezzati, perché i nostri studenti sono ragazzi che ovviamente hanno scelto un ambito di tipo umanistico, ma allo stesso tempo anche vengono molto spesso attratti dall'ambito scientifico, tanto che poi proseguono anche appunto anche all'università in quell'ambito. E in particolare questa curvatura biomedica appunto risponde diciamo così, all'esigenza di approfondire un ambito che è quello medico, per poi vedere se proseguire anche all'università. E quindi è un'iniziativa che da una parte permette un potenziamento in ambito scientifico, che nella nostra scuola ovviamente è importante proprio per ampliare l'offerta formativa, ma d'altra parte anche è un'iniziativa di orientamento, cioè i ragazzi acquisiscono un po' di consapevolezza perché approfondiscono tematiche di quel tipo di studi, ma allo stesso tempo anche incontrano medici, e incontrare persone che lavorano nell'ambito in cui un domani si vorrebbe proseguire è molto importante per loro, per maturare consapevolezza, diciamo così, non solo di se stessi ma anche del mondo, insomma, così, che li circonda. Allora, professoressa, io da diversi anni che dico che forse i sedicenni dovrebbero votare. Dovrebbero votare perché io sono convinta che sono più preparati di quello che pensiamo. Come gli diamo, e lo dico spesso, professoressa, in televisione, professoressa Ventura, noi diamo il patentino a 16 anni. Patentino per correre con il motorino, con la minicar. E però quando si parla di votare dicono non sono preparati, non sanno, perché io dico i 40enni, i 60enni sono preparati. Secondo voi, secondo lei, sarebbe giunto il momento di far votare questi ragazzi per iniziare a cambiare anche un po' il mondo? Perché io li vedo che stanno facendo delle battaglie veramente toste per l'ambiente, soprattutto sono molto vicini all'ambiente, sono contrari alle guerre, loro hanno le idee chiare. Prima avevo questa clinica veterinaria che cura gli animali, il mondo del volontariato non ha giovani, non è vero, loro hanno solo giovani, esclusivamente giovani, e al femminile molte ragazze. Ecco, come vede questi aspetti che io le ho elencato, professoressa? Dunque, allora, vedo dall'esperienza, intanto ha ragione lei che sicuramente ci dobbiamo aver fiducia in queste nuove generazioni. Allora, nel mio lavoro, diciamo, incontro qualche volta gli studenti, ho molto più a che fare, diciamo così, con gli uffici, quindi tutta la parte di gestione e poi anche di organizzazione della didattica, e quindi, però nel momento in cui posso incontrare gli studenti, veramente io sono sempre felice. Ed esordisco sempre dicendo: meno male che oggi posso vedervi, perché effettivamente sono la nostra speranza. E quindi se, diciamo, come dice lei, guardandoci intorno, diciamo, sul nostro futuro possiamo avere tanti dubbi,
Quando li vedo dico no, abbiamo anche delle certezze, insomma, e quindi sicuramente diciamo affidargli dei compiti importanti, loro vengono coinvolti, ma non solo coinvolti, ma anche dimostrano sempre anche senso di responsabilità. E quindi è probabile che nel momento in cui si dovesse estendere il voto anche ai più giovani, appunto sicuramente potrebbero manifestare questo senso di responsabilità di cui diciamo che io vedo molto forte in loro quando vengono coinvolti, perché effettivamente approfondiscono le tematiche. Certo, bisogna guidarli, ecco, quindi un ruolo molto importante è quello dell'educazione civica, perché essendo persone che sono ancora in formazione, quindi come dire, si stanno preparando così alla vita, sicuramente bisogna dare anche loro competenze, guidarli in modo da evitare che i loro pensieri, diciamo così, vengano strumentalizzati. Però hanno grandi capacità anche di approfondimento, quindi dando loro questa opportunità e questo tipo di formazione che rientra nell'ambito dell'educazione civica, sicuramente potrebbe essere un'opportunità per tutti, perché è vero, hanno queste sensibilità che invece appunto talvolta negli adulti non troviamo, oppure troviamo ma in modo ideologico. Loro hanno ancora una mente pulita, diciamo così, però certo bisogna anche fare in modo di formarla in modo che possa rimanere appunto senza pregiudizi e quindi in modo che possano formare un loro pensiero autonomo che sicuramente potrebbero anche esprimere attraverso un voto poi. La ringrazio, professoressa Ventura, veramente grazie per quello che ha detto. Quello che vorrei anche capire è come fare per intrigare questi ragazzi. Cioè la scuola, e noi ne abbiamo visto nel momento della pandemia di questo Covid, chi avrebbe mai immaginato di vedere i ragazzi all'esterno della scuola seduti nei marciapiedi perché questa scuola mancava? Noi non avremmo mai immaginato questo. Pensavamo che i ragazzi non vedono l'ora di andare in vacanza, di non vedere più la scuola, i professori, i loro amici. Invece abbiamo scoperto un'altra cosa, che mancava quella quotidianità che era fatta dalla scuola, dai ragazzi, dai loro coetanei, mancava tantissimo. Ecco, questo forse dovrebbe far capire che la scuola è oltre la didattica, è un punto di aggregazione. Certo. Ma cosa c'è dopo la didattica? Cosa mi offre la scuola? Io dico sempre, professoressa Ventura, che non devo essere fortunata come ragazzo, bambino o bambina ad avere quell'insegnante, quella dirigente. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, ed è quello di conoscere, di sapere quello che mi sta attorno. Siamo in grado di dare questo oppure abbiamo la fortuna di entrare in quella scuola, avere quegli insegnanti, penso addirittura anche agli insegnanti di sostegno, ad esempio, che mancano tantissimo. Stiamo parlando di fragilità, certo. Le fragilità non possono aspettare, non possono cambiare continuamente l'insegnante di sostegno. Cosa dice, professoressa? Allora, diciamo magari parto da una considerazione, visto che siamo a Treviso, quindi in Veneto, ecco, la scuola in Veneto, questo lo dico in base ai risultati delle indagini internazionali, OCSE-PISA e anche delle indagini nazionali che fa l'Invalsi ogni anno, è una buona scuola, così diciamo sia a tutti i livelli, sia quindi primaria, scuola media e scuola superiore, anche nell'ambito di tutti gli indirizzi, quindi professionale, tecnico e liceale. Quindi diciamo siamo in un contesto positivo per la scuola, perché comunque è una scuola che funziona bene e dà anche delle competenze importanti. Ecco. Detto questo, certamente poi ci sono anche problematiche, come diceva lei, sulla continuità didattica, cioè problematiche più di sistema, che quindi riguardano il sistema in generale. Certo, ripeto, nella scuola poi anche ci si dà molto da fare per sopperire a queste
mancanze legate agli inciampi, diciamo così, magari non voluti, di un sistema molto complesso, perché effettivamente la scuola, devo dire, che penso sia degli ambienti lavorativi il più complesso anche in termini numerici, di responsabilità e anche, come dire, è il luogo dove, come diceva lei, insomma, dove ogni cittadino, insomma, esercita il suo diritto all'istruzione. E certo l'altro aspetto molto importante, come diceva lei, è che la scuola in realtà è anche il luogo di socializzazione dopo la famiglia, quindi il bambino nella prima età scolare inizia a essere introdotto appunto nella scuola e quindi dopo la famiglia è il secondo luogo dove sperimenta la socializzazione, quindi sviluppa le sue capacità relazionali, eccetera. Si parla anche tanto in questo momento di educazione alle relazioni. Diciamo, questo aspetto è implicito nella scuola e al momento del Covid, diciamo così, ai ragazzi penso sia mancato questo aspetto. Quindi certo i contenuti anche, diciamo, a distanza, certo non è la stessa cosa, perché la didattica richiede presenza, richiede contatto, richiede relazione, cioè le due cose sono strettamente interconnesse, didattica e relazione educativa ovviamente in quel caso. E quindi è mancato questo aspetto, che però per i bambini, per i ragazzi vuol dire molto, perché bisogna dire che oggi è anche una delle poche opportunità che hanno di socializzare, perché tante altre opportunità che magari avevamo noi ai nostri tempi sono un po', come dire, si sono un po' ridotte, ecco. E allo stesso tempo anche ormai c'è l'abitudine, in questo forse abbiamo responsabilità anche noi adulti, a gestire le relazioni attraverso la tecnologia. La tecnologia che assolutamente non va demonizzata, anzi è una grande opportunità, però anche qui bisogna, come dire, educare ad utilizzarla per, come dire, per degli scopi positivi, ecco, ma certo. Certamente le relazioni, la realtà delle relazioni si vive di persona, mentre purtroppo sono molto abituati anche a gestirla a distanza, e quindi la scuola rimane uno dei pochi luoghi dove possono anche possono vivere un'esperienza diversa, che per loro nella crescita è importantissima. Vorrei dire che è importante anche per gli adulti, ma per loro ancora di più. Ancora di più, perché crescono e hanno bisogno di crescere bene. Professoressa, un'altra cosa che volevo chiedere, cosa ne pensa della didattica a distanza? Noi parliamo di telemedicina, intelligenza artificiale, didattica a distanza, però non è per tutti. La didattica a distanza per qualcuno, io li vedevo, facevano fatica, non riuscivano a reggere, e forse sono proprio quelle fragilità le più sensibili che meritano più attenzione, perché quel ragazzo, quella ragazza che non riesce a fare questa didattica a distanza vuol dire che ha dei problemi, vuole relazionarsi, vuole avere qualcuno che lo ascolta. Io, quando c'erano le fiere di San Luca, avevo una fragilità e l'ho accompagnata in mezzo ai giovani. Qualsiasi gruppetto che passava gliela presentavo, perché lei voleva stare con loro. Quello che mi ha commosso, professoressa, è vedere che prima del ciao loro si toccavano, l'accarezzavano. Il contatto, loro hanno bisogno del contatto. Loro non dicevano chi sei, perché sei qua, perché mi hai fermato. Loro avevano già capito che questa bimba aveva bisogno di loro. E la prima cosa, guarda, è stata una cosa emozionante, veramente, professoressa, il contatto, il tatto, ecco, toccare, far sentire che ci sei. È stata una cosa veramente che mi ha commosso, e lei stava benissimo, perché non aveva mai avuto tanti ragazzi attorno a lei della sua età. È una ragazza che non parla ma ascolta. È una bambina che ha sofferto molto, è stata adottata con tutti i 3 fratellini da questa famiglia meravigliosa, che cerca di dare il massimo, però una fatica inserirla a scuola che lei non ha idea, professoressa. Abbiamo dovuto prendere un avvocato per cercare di far andare a scuola Lisa. La mamma è venuta in trasmissione tante volte,
soprattutto per far capire che questa mamma non aveva portato via questi fratellini da un orfanatrofio per rimetterli in un altro mondo, se non uguale o quasi. Certo. Lei vuole per sua figlia quello che le aspetta di diritto, che è una scuola normale con l'aiuto magari della lingua dei segni. Siamo nel 2024, perché così tanta fatica a far capire che forse la scuola deve essere anche questo, accogliere anche le fragilità nella maniera giusta e nel modo giusto. Vedo che è collegato, mi scusi, anche il professor Angelo Antonini. Buongiorno professore. Non mi sente ancora, ma... Sì, la sento. Buongiorno professore, la ringrazio di essere qui. È con me la professoressa Maria Rita Ventura, dirigente scolastico del liceo Canova di Treviso. Stiamo parlando di ragazzi, di fragilità. Ecco, l'ultima questa ragazzina che non parla, professore, ma ascolta, e la mamma non intende metterla in un istituto per diversamente agili, come li chiamo io, perché la parola disabilità proprio non mi appartiene, non la sento e non la adopero quasi mai, ma diversamente agili sì. E ho dovuto prendere un avvocato per cercare di inserire Lisa. Allora, intanto conosciamo anche il professor Antonini. Cosa dice professoressa Ventura? Ecco, cosa ci dice professore? Ascoltare le fragilità, chi meglio di lei? Ecco, forse quelli sani sono quelli più malati, forse, e quelli malati sono i più sani. Prego professor Antonini e grazie. Intanto la ringrazio per avermi coinvolto anche oggi. Allora lei come sa, io penso che non esista un confine così netto tra sani e malati. Tutti noi siamo qualche volta malati e qualche volta sani, dipende anche molto da come il nostro equilibrio psichico in quel momento si trova. Io credo che ci sia un problema che noi vediamo sia nei soggetti giovani che... È data la connessione. Vediamo se riprendiamo, penso di no. Allora, continuiamo allora, professoressa, ecco, di queste... Scusatemi, un'interruzione. Con i soggetti più adulti stavo dicendo che si ammalano anche di malattie, cioè questa percezione di dover essere per forza sempre sani, e secondo me questo è un problema, perché fondamentalmente accettare che la realtà umana prevede un mix di situazioni di maggior salute e situazioni in cui questa salute può venire meno, quindi accettare le proprie fragilità e spiegarle anche ai giovani dall'inizio, dalle prime fasi della vita, che i modelli che si vedono in televisione o che si leggono sui giornali di soggetti pseudo iperperformanti che devono avere una personalità dominante sono degli role model, dei modelli che non sono reali, sono artificiali, ma creano l'idea che noi dovremmo essere sempre sani facendo di più di quello che la nostra natura magari ci permette. Io penso che sia importante conoscersi a fondo e conoscere i propri limiti, cosa che oggi i giovani spesso non hanno, e che quindi quando poi diventano più adulti e magari si ammalano, li troviamo in neurologia a Padova con una malattia, sono spaesati, non hanno difese, non hanno gli strumenti, anche perché la malattia ci viene spesso nascosta. Nei modelli di società precedenti, diciamo, si conviveva in grandi famiglie, si stava insieme con le persone più anziane che erano più ammalate, magari c'erano i giovani che in parte contribuivano al loro stato di salute. Questo tipo di meccanismo, di dinamica oggi è completamente alterato. Oggi o sei perfetto, secondo gli standard culturali che noi abbiamo un po' promosso e che forse non ci appartengono totalmente, oppure sei fuori dalla società, e questa cosa qui secondo me ha dei grandissimi limiti. Sentiamo come commenta la professoressa Maria Rita Ventura le parole del professor Antonini, molto chiare. Dobbiamo leggere nella mente di questi ragazzi, capire chi sono, cosa vogliono. La malattia fa paura e questo fa molto male. Io ho avuto, e lo dico anche al professor Antonini, una tanatologa. Ecco, pensate, quasi tutti non sapevano cosa fosse, cosa facesse. Lei spiegava l'aldilà, la parola morte ai bambini, ecco, per accompagnarli in un percorso di vita, perché il bambino apprende molto e il bambino non deve aver paura, deve conoscere e capire. Prego, professoressa Ventura. Ma penso che la chiave di lettura stia appunto nel far crescere questi ragazzi nella consapevolezza appunto dei propri limiti,
e anche sviluppando in loro quel senso critico che permette di individuare, come ha detto il professore, nei modelli che vengono proposti dalla società, dei modelli che non sono, come dire, non sono quelli positivi alla fine, perché appunto il modello di perfezione, come dice, certamente è un modello anche che può creare nei ragazzi ansia piuttosto che appunto frustrazione, insomma tutte come dire, sensazioni, tutti sentimenti che insomma alla lunga e se non gestiti positivamente possono poi portare anche a delle malattie. Ecco, la scuola in questo ha un ruolo molto importante. Da una parte appunto con l'educazione all'inclusione di cui si parlava prima e quindi nel vedere che ognuno di noi ha una ricchezza pur nella diversità, in qualunque tipo di diversità, una sua ricchezza che al di là dell'adesione o meno a un modello comunque è insita in ogni persona, ecco, da una parte, dall'altra anche maturare la consapevolezza dei propri limiti. La scuola, si parla tanto di orientamento, in effetti l'orientamento è un compito istituzionale della scuola, quindi non è un progetto in più, un progetto aggiuntivo di ampliamento eccetera, no, è un progetto istituzionale, fa parte dei compiti della scuola. E l'orientamento, fin da quando praticamente il bambino entra nella scuola, orientamento significa proprio questo, prima di tutto maturare consapevolezza di sé e quindi vuol dire delle proprie risorse, delle proprie potenzialità, ma anche dei propri limiti, perché poi questa consapevolezza del limite diventa una ricchezza per superare gli ostacoli, per realizzarsi nella vita e certamente mano a mano che poi il ragazzo cresce e quindi diventa grande. Senza questa consapevolezza effettivamente si rischia appunto che ci sia anche insuccesso della persona, insuccesso che poi ovviamente diventa anche frustrazione e dalla frustrazione certo poi si può anche sconfinare magari nella patologia, però è proprio per il benessere della persona, diciamo così, che la scuola deve aiutare a maturare questa consapevolezza e lo fa anche attraverso tutti i percorsi che si fanno in cui il ragazzo talvolta trova, diciamo così, delle realtà o comunque dei percorsi in cui si ritrova e quindi trova sintonia con le proprie inclinazioni e talvolta invece magari non riesce, trova una difficoltà ma impara a gestire la difficoltà che poi supera brillantemente, va bene, supera parzialmente, va bene lo stesso, l'importante è che abbia imparato a gestire la difficoltà che inevitabilmente fuori dalla scuola poi troverà nella vita ed è quello l'insegnamento, vorrei dire, più importante e trasversale. Ecco. Sentiamo come commenta le parole il professor Antonini della professoressa Maria Rita Ventura, sono parole importanti, ecco, l'importante è anche cadere, però quando mi rialzo devo avere qualcuno che mi tende la mano, certo, perché da solo se no non ce la faccio, ecco, e il mio cervello va in tilt perché ho paura del dopo, non so cosa mi capita. Io sono molto preoccupata, professor Antonini, io sono convinta, e l'ho detto molte volte, che i carceri minorili dovrebbero essere aperti, dovrebbero fare altre cose, perché io sono convinta che all'interno ci sono dei ragazzi con dei vissuti terribili che bisognerebbe accompagnarli in un percorso con gli addetti ai lavori, persone competenti, la scuola, il neurologo, ecco, tante figure per far sì capire a questo ragazzo che forse può prendere un'altra storia di vita. Ma non c'è nessuno, professor Antonini, sono molto preoccupata. Sono preoccupata perché la scuola arriva fin là, poi cosa faccio? Devo avere una famiglia solida, una famiglia che mi protegge, una famiglia anche economicamente che mi aiuta. Non è facile per loro, forse stanno passando un momento terribile, hanno tantissimo, più di una volta, ma alla fine non hanno niente. Noi non dobbiamo perdere questi ragazzi, perché io sono convinta che possiamo recuperarli, basta tendere loro la mano, però devono trovarci. Cosa dice professor Antonini e cosa sta vedendo lei dalla sua importante angolazione?
Allora, io diciamo ovviamente non lavoro, mi occupo di malattie neurodegenerative, quindi vedo le famiglie quando magari vengono fatte delle diagnosi in ospedale, che proponiamo appunto delle situazioni in persone ancora in età lavorativa che magari devono risettare la loro vita. Quindi sono assolutamente d'accordo con lei e con la professoressa prima che sicuramente le risorse che dovrebbero essere destinate dovrebbero riguardare di più il supporto, il counseling e cercare di pianificare in anticipo, perché sicuramente i ragazzi con disagio sociale sono un problema non solo per loro stessi, ma perché poi magari i loro genitori non hanno degli strumenti adeguati per poterli gestire. E quindi, come stiamo cercando un po' di implementare nel Veneto, nelle malattie come il Parkinson, Alzheimer o anche altre, cioè pianificare in anticipo, cioè spiegare, dare la possibilità alle persone di non vivere, elaborare le loro paure, le loro angosce da sole, ma cercare di dargli l'opportunità di condividerle con psicologi, con persone esperte. Secondo me rappresenta una risorsa e farebbe risparmiare anche un sacco di soldi. E il problema è che bisogna mettere più soldi nella prevenzione, nel supporto, piuttosto che agire in maniera reattiva quando gli eventi spiacevoli sono già accaduti. Quindi cercare di introdurre delle figure esperte sin dall'ambito scolastico per creare una nuova generazione che ha pochi riferimenti sociali. Il problema è che oggi, lo vedo anche con i miei figli, uno entra nel mondo del lavoro e ha l'idea magari che facendo un video dove si mostrano cose esagerate o con comportamenti antisociali puoi guadagnare molto di più che magari con un lavoro dopo aver finito un percorso di laurea. Tanti ragazzi che si laureano con noi in medicina o in psicologia, dove io insegno, ovviamente dicono: ma io mi trovo a dover finire il mio percorso professionale, ho lavorato e mi sono specializzato dopo 9-10 anni e poi vedo che altra gente che ha iniziato con me, che si è messa a fare il Grande Fratello oppure altri tipi di attività che poi sono molto remunerative, vivono in un mondo quasi edulcorato e sono più apprezzate di quello di me, che magari ho fatto un lavoro ho fatto un percorso professionale che fino a 30 anni non mi ha permesso di guadagnare nulla. E quindi questo tipo di condizione, il sacrificio, avere un impegno, quello che gli inglesi chiamano il commitment a lungo termine, e quindi essere consapevoli che quello che investi oggi crescerà domani, non devi per forza avere tutto subito. Secondo me questi valori bisogna cominciare a spiegarli nelle scuole elementari. Mia moglie è un'insegnante elementare e mi dice che anche i ragazzi con disabilità, anche da loro spesso si pretende più di quanto poi effettivamente possono portare, e invece non c'è una grande consapevolezza da parte dei genitori, che spesso hanno aspettative irrealistiche, perché i genitori chi sono? Sono le persone sui 30, 40 anni, 45 che sono cresciute con un modello di società forse un po' dissonante rispetto a quella che è la realtà, perché la realtà è una realtà molto dura oggi, i soldi scarseggiano, non è facile sopravvivere in questo mondo occidentale, quindi bisogna anzi investire per avere di più dopo, e questa capacità di aspettare, di investire per poter capitalizzare più avanti, oggi la maggior parte delle persone non ce l'hanno, per cui quando sei messo di fronte a una diagnosi, mi è venuto il Parkinson e ho 50 anni, è chiaro che quello dice: ma io come farò adesso? Sa, professor Antonini, devo correre purtroppo perché stiamo finendo, ma vorrei proprio chiederla, perché lei ha portato di queste malattie degenerative, io ne sto seguendo una in particolare, una famiglia, forse gliel'ho già accennato, con 2 bambini che purtroppo quando avevano uno 8 anni e l'altro 12, uno è diventato anche alfiere della Repubblica, il papà si è ammalato di Alzheimer. Però ancora adesso, guardi, è una cosa veramente commovente quando mi chiamano, specialmente la mamma, sono buttati là. Questi bambini devono andare a trovare il loro papà in una struttura per anziani, una RSA, dove non riescono a capire cosa fa il loro papà all'interno
di questa struttura con queste persone. Questi bambini che dovrebbero essere accompagnati in un percorso drammatico per loro, perché loro questo papà se lo sono tenuti a casa fino all'ultimo momento, lo accompagnavano a lavarsi, a vestirsi, si faceva assieme le cose, poi la mamma da sola non poteva più lavorare. Non siamo preparati, professore, eppure è una malattia, ecco l'Alzheimer, che sta avendo un'età molto inferiore a quello che si pensava, e non siamo preparati, non abbiamo le strutture, professore. Ma allora cosa si pensa? Abbiamo una denatalità spaventosa, abbiamo gli anziani che non sappiamo dove mettere, file d'attesa per entrare in queste strutture che molte sarebbero da rivedere. Cosa ci dice, professore, questa malattia degenerativa? No, il mio impegno è quello anche di formare appunto giovani che siano preparati per gestire situazioni come quella che lei ha adesso illustrato. Quindi creare percorsi dove più esperti, multidisciplinari, e su questo devo dire che anche qua in Veneto cominciano a essere molti gli esempi, nelle malattie croniche, un approccio di più esperti che non sia legato solo al singolo individuo, ma dove ognuno possa dare un contributo intellettuale. Io credo che questo sia un elemento molto importante. Però è vero, quando tu hai un problema di salute grave sei lasciato solo, perché purtroppo oggi la carenza di risorse economiche ti impedisce di avere dal sistema sanitario o dalle strutture assistenziali territoriali la copertura che forse una volta riuscivamo a garantire. E le famiglie, spesso purtroppo i giovani, ecco questi due ragazzi di cui lei ha parlato, sono da ammirare, sono dei modelli e andrebbero loro messi come influencer probabilmente, piuttosto che magari tanti altri influencer che si basano su meccanismi più... Eppure sa cosa tocco con mano, professore, lo dico anche alla professoressa Ventura. Io ho un emporio solidale, accompagno anche grazie a questa grande famiglia che abbiamo creato dei Veneti Scacciati dalla crisi, accompagno le fragilità. E devo dire che nelle fragilità trovo una sensibilità anche di bambini, di ragazzini. Ecco, forse non sorridono più tanto, questo noto purtroppo, sono molto tristi perché vivono le situazioni. Loro riescono a capire le situazioni che si vive a casa e vorrei capire anche come fare per aiutarli, professoressa, perché non è facile, la scuola non può sempre ascoltare questi bambini, questi ragazzi, questi genitori che magari non si presentano neppure, ecco, però bisogna aiutare. Dopo aver sentito il professor Antonini, cosa vuole dire, come ci lascia, professoressa Ventura? Ecco, spero con una buona speranza, ecco, perché io credo molto nei giovani, prego. Ma sì, la buona speranza è appunto che nella scuola, insomma, i giovani possano trovare un luogo, come diceva lei, anche di ascolto, sicuramente di inclusione, ma anche di ascolto, come si diceva prima, anche dei loro pensieri, diciamo così. Quindi da una parte un luogo di ascolto, dall'altra anche un luogo dove il valore, come diceva il professore, il valore dell'impegno e della fatica venga compreso proprio per il futuro del domani, un futuro che non devono pensare solo legato alla propria persona in modo individualistico, ma un futuro nel quale loro, realizzandosi, permettono anche di dare un contributo alla società e quindi un approccio, diciamo così, solidaristico, un approccio solidaristico che è molto importante da comunicare, perché anche tutti questi casi che lei diceva, diciamo, si possono aiutare soltanto se tutte le istituzioni creano delle alleanze e quindi la scuola con l'azienda sanitaria, con il volontariato. Allora facendo rete appunto penso che si possa fare qualcosa di più e questo far rete però io ho detto tra istituzioni, ma in realtà questo lo dico nella mia esperienza, la rete tra le istituzioni nasce quando nasce la rete tra le persone, perché le istituzioni sono fatte di persone e quindi a seconda delle persone che sono in quelle istituzioni la rete si può fare. Però capisce che se sono sfortunato, ecco, quella rete non mi ascolta. Professor Antonini, come ci saluta? Ma allora con una parola di speranza, perché ho sentito appunto la professoressa che parlava di rete e che è esattamente quello che stiamo cercando di realizzare, cioè avere
esistono le persone che hanno questo impegno, e questo impegno sociale va valorizzato. Forse sono poco visibili, ecco, secondo me qualche volta dovremmo lavorare insieme, come sta anche facendo lei in questa trasmissione, per cercare di dare questi messaggi, valorizzarli, renderli pubblici, perché questo impegno, si parla troppo del negativo, mentre invece noi dovremmo focalizzarci sul positivo. Una volta le cose positive ricevevano maggiore attenzione, oggi queste esperienze, questo impegno sociale che esiste e ci sono tante persone che lo svolgono, va portato nelle università, nelle scuole, per dare proprio un modello di vita e cercare di creare una nuova generazione che sia più attenta a questi tipi di meccanismi. Pensi, professor Antonini, lo dico anche alla professoressa Ventura, che noi a Treviso abbiamo un'orchestra di più di 50 ragazzi dai 11 ai 22 anni che suonano. È stata una serata magnifica al Teatro del Monaco, dove hanno suonato per le donazioni, per la ricerca, ed è stato magico. Pensi, professore, che pochissimi sanno che c'è questa orchestra dove ha visto passare più di 1000 giovani. Capisce che siamo lontani da quello che si vuol vedere e ascoltare da parte di istituzioni che dovrebbero esserci e non ci sono. Capisce che questi ragazzi li abbiamo? Se io non andavo là e facevo riprendere la serata, un giornale che avesse scritto questa cosa, ed era la donazione per gli organi, una donazione importante, la banca dei tessuti, nessuno avrebbe visto questa orchestra, dagli 11 ai 22 anni. Più di così. Grazie ai miei ospiti, grazie tantissimo. Grazie. Ci vedremo presto, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Insalata di farfalle. Le farfalle sono una pasta popolare italiana. La loro forma e il loro nome non derivano dall'insetto, bensì dal papillon. Ingredienti per 4 persone. 320 grammi di farfalle, 150 grammi di mortadella in una sola fetta, 150 grammi di piselli, anche surgelati, 2 zucchine, 2 carote, mezza cipolla, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 decilitro di panna fresca, sale e pepe. Tagliate le carote e le zucchine a rondelle. Tagliate la mortadella a tocchetti. Tritate finemente la cipolla e fatela soffriggere in un tegame con l'olio a fuoco basso. Quando la cipolla sarà colorita, unite le carote, le zucchine, i piselli e la mortadella. Fate cuocere a fuoco lento per 20 minuti circa, mescolando in continuazione. Aggiungete un cucchiaio di acqua se necessario. Salate e pepate.
frattempo fate cuocere le farfalle in abbondante acqua salata portata a ebollizione. Scolatele al dente, versatele nel tegame con il sugo, versate la panna, mescolate velocemente e servite. Buon appetito!